Buonasera a tutti, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e invito il segretario a fare l'appello. Primo Luciano, Boso Arianna, Russo Alessandra, Boato Giuseppe, Comisso Giovanni, Marchesan Rocco, Barbara Riccardo, Bortolucci Filippo, Manzano Lorenza, Tamassiera Riccio, Loma Sara Andrea, Capiotto Giacomo, Miolo Carlo, Ponte Rosanna, Dell'Altari Tamara, Paolo Marco e Dalla Bella Vittorio Comune. Nomino come scrutatori i consiglieri Vanzan, Bortolucci e Dalla Bella. Il primo punto all'ordine del giorno recita conferimento di civiche benemerenze al concittadino Alessandro Taverna. Ricordo che con deliberazione di Giunta Comunale numero 178 del 4 agosto scorso, Alessandro Taverna è stato insignito del titolo di cittadino benemerito di Caule, mentre con deliberazione di Giunta Comunale numero 234 del 27 ottobre scorso gli è stata conferita la benemerenza di ambasciatore di Caule nel mondo. Esprimo, a nome di questa Assemblea, le più vive felicitazioni al nostro concittadino. Lascio la parola al Sindaco. Buonasera a tutti. Leggendo il curriculum si rimane impressionati dall'importanza e eccellenza dei risultati raggiunti dal nostro concittadino Alessandro Taverna. In campo musicale, sia a livello nazionale che internazionale, un artista che attraverso la sua creatività e capacità sta facendo valere la sua arte e con il suo nome da anni sta dando lustro alla città di Caule, l'alto livello della sua opera e l'orgoglio di averlo nella nostra comunità hanno indotto questa amministrazione comunale, su iniziativa dell'intera giunta, ad attribuirgli le onorificenze di cittadino benemerito di Caule e di ambasciatore di Caule nel mondo, con i provvedimenti citati dal Presidente del Consiglio Comunale. A lui quindi va tutta la nostra riconoscenza, sentimento di più profonda gratitudine per rendere ogni giorno più elevato il prestigio di Caule nel mondo e per renderci ogni giorno più fieri di appartenere a questa comunità. Do lettura di alcuni passaggi delle delibere di conferimento delle benemerenze. Indicato dalla critica musicale inglese come successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli, Alessandro Taverna possiede una creatività musicale capace di far sorgere un sentimento di meraviglia come una visita alla sua nativa Venezia. Quando nella finale del concorso pianistico internazionale di Leeds ha eseguito il primo concerto per pianoforte di Chopin, tutto è stato pervaso di solenne bellezza. Sono stati impeccabili minuti di intensa poesia, ha detto il quotidiano britannico The Independent. Da allora la carriera di Alessandro Taverna ha conosciuto un costante sviluppo che gli ha consentito di guadagnare i favori della critica internazionale e lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, Wigmore Hall, il Royal Festival Hall di Londra, Cypher Todd di Parigi, Preston Bradley Hall di Chicago, Concert House di Berlino, Fazioli Concert Hall di Sacile, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Musashino Hall di Tokyo, Auditorium Steno Moro di Lugano, Bridgewater Hall di Manchester, Ottawa Chamber Festival, Unione Musicale di Torino, Maggio Musicale Fiorentino, Mito Settembre Musica, Festival di Musica di Portogruaro. Appare come solista insieme a prestigiose orchestre quali la Royal Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Münchner Philharmoniker, Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Parmouth Symphony, Neue Philharmonie Westfalen, Orchestra dell'Accademia del Teatro della Scala. Nel 2015 è il suo debutto con la Castleton Festival Orchestra
diretta da Fabio Luisi, e con la Filarmonica della Scala sotto la direzione di Dani Hardy. Ha lavorato con direttori quali Michele Mariotti, Jerry Fisher, Ivan Goebel, Joshua Bernstein, Michael Gutman, Andrew Penny. È stato scelto tra i pianisti dalla Fondazione Internazionale di Cairo Trust di Londra, per la quale si è eseguito una serie di recital in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2009 ha inaugurato il Castleton Festival in Virginia del celebre direttore Lorraine Marvel, il quale così si è espresso di lui: "We must make music together", invitandolo con il Münchner Philharmoniker e dirigendolo nel terzo concerto di Prokofiev di Gastein, Monaco, e al Musikverein di Vienna. Numerose le sue affermazioni in prestigiosi concorsi pianistici internazionali, tra i quali quelli di Londra, Leeds, Hamamatsu in Giappone, Piano E-Competition negli Stati Uniti, Premio Casella a Venezia, il concorso Busoni di Bolzano, il Premio Schiavin di Grosseto, il Premio Arturo Benedetti di Michelangelo di Eppan. Ha ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il Premio Sinopoli, riconoscimento che gli è stato attribuito per meriti artistici e per la sua carriera internazionale. Alessandro Taverna, veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari a 17 anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. Ha conseguito il diploma triennale di concertismo presso la Scuola di Perfezionamento Musicale di Portogruaro con Piero Tartarino e ha completato la sua formazione artistica all'Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Luis Lotti, diplomandosi nel 2008. Successivamente ha conseguito il diploma cum laude all'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli, alla Lake Com International Piano Academy con William Grant Laboret, Zung, Dmitry Baskilov, Malcolm Wilson, e alla Hochschule für Musik Theater und Medien di Hannover con Aievardi. Ha tenuto seminari e masterclasses presso il Bowdoin International Music Festival degli Stati Uniti, la Willamette University di Salem negli Stati Uniti, la Potchefstroom University in Sudafrica, la St. John University di York nel Regno Unito. Insegna pianoforte presso il Conservatorio Pedrosi di Campobasso e alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, la Radio Televisione Slovenia, RSI Radio Televisione Svizzera. Dopo il successo di critica del suo album dedicato a Nikolai Mechner, Alessandro Taverna ha inciso il recente nuovo disco per l'etichetta inglese Sony, atteso per novembre 2016. Invito il maestro a raggiungerci qui al banco della Presidenza. Ma credo che un ringraziamento in questo caso sia doveroso da parte mia, in primis al sindaco, alla giunta tutta, all'amministrazione, al consiglio comunale, in rappresentanza poi dei cittadini hanno voluto riconoscere questo importante riconoscimento. Cercherò di portare onore a Caorle e soprattutto di essere all'altezza del premio che oggi ricevo. Permettete una nota personale: ho visto oggi nel pubblico la mia prima maestra di Caorle, Cinzia Francescato, ed è lei che comunica e un ringraziamento anche a tutti i cittadini di Caorle di cui sento sempre l'affetto anche quando sono all'estero. Veramente in tanti modi, attraverso i social network, mi manifestate sempre la vostra vicinanza e per me è importantissimo. Veramente siete con me. Io tra l'altro in più occasioni
porto il nome di Caule e devo dire che tutti sono molto lusingati anche di conoscere questo paese, e molti lo conoscono, già lo conoscono, e quindi per me è un motivo di vanto e di orgoglio. Approfitto per dire che poi questa onorificenza sarà presentata ufficialmente il 10 dicembre presso il municipio, e ci sarà un momento quindi più ufficiale, se vogliamo, più ufficiale, anche c'è una parte musicale, artistica, dove io offrirò un momento musicale, quindi sarà ambientato poi nel clima delle celebrazioni natalizie, attraverso poi la collaborazione dell'assessorato alla cultura del comune di Caule, e quindi vi aspetto in quel momento poi potremo anche farci salutarci in persona e io ringraziarvi anche in persona. Grazie. Vista l'articolo 10 del regolamento per la concessione delle civiche benemerenze, approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 67 del 30 settembre 2013, che prevede la consegna con cerimonia pubblica in sala consigliare. Alla presenza del Consiglio Comunale consegnerò all'artista concittadino Alessandro Taverna l'attestato con il quale gli viene conferita l'onorificenza di cittadino benemerito di Caule e di ambasciatore di Caule nel mondo. Città di Caule, il sindaco, i successi ottenuti ad alti livelli in campo musicale, tali da contribuire significativamente all'elevazione del prestigio della città di Caule a livello nazionale e internazionale. Lista di deliberazione di giunta comunale numero 178 del 4 agosto 2016 e numero 234 del 27 ottobre 2016 conferisce al concittadino Alessandro Taverna, nato a Portogallo il 13 settembre 1983, l'onorificenza di cittadino benemerito di Caule e di ambasciatore di Caule nel mondo. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. I consiglieri hanno interrogazioni e interpellanze da presentare. Prego, consigliere Novella. Grazie Presidente. Voglio innanzitutto anche ricordare che il consigliere Faro darà, potete creditare che darà un po' di caldo, ma sarà un nuovo Presidente. Allora, il gruppo consigliare di intestamenti ha una proposta di mozione, una richiesta che venga esaminata e discussa in Consiglio Comunale. Oggetto: lavori di allacciamento del privati alla fognatura pubblica nella frazione di San Giorgio di Levita. Penso che nella frazione di San Giorgio di Levita sono stati realizzati dall'ASI i lavori relativi alla nuova fognatura tra il capito finale al depuratore del capoluogo, e che tali lavori sono stati ultimati per maggio 2016. Considerato che ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque della Regione Veneto, articolo 20-13, deve essere imposto l'obbligo di allacciamento alla nuova rete fognaria agli utenti non ancora allacciati alla pubblica fognatura e a quelli allacciati alle reti fognature miste, verificato che vengono avuti i conti di lavori di allevamento degli schemi fognari interni alle proprietà. Proprio che sia l'allacciamento alla pubblica fognatura si aggirano intorno a 5.000 nucleo familiare, visto altresì che molte famiglie nel nostro territorio, a causa della permanente crisi economica, si trovano in condizioni tali da non poter sostenere i costi di tali lavori di adeguamento nei tempi stretti applicati di precedenza in casi simili,
nella stessa San Giorgio di Vicenza, 180 giorni, considerato che rispetto ai tempi esiste una discrepanza tra il regolamento per il servizio di fognatura comunale, articolo 22 C5, prevede un termine di 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e le nuove norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque della Regione Veneto, in cui è previsto un termine di un anno per l'esecuzione degli allessamenti privati alla fognatura pubblica. Considerato altresì che la norma prevede possibilità di deroga nei casi in cui la realizzazione all'allacciamento non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile a fronte di benefici ambientali da raggiungere, articolo 20C 13 NDA Giudel, tutto ciò può essere considerato il Consiglio Comunale di Cagliari, invita il sindaco alla Giunta Comunale a aggiornare il regolamento per il servizio di fognatura comunale per adeguarlo alle norme vigenti, e in particolare alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque della Regione Veneto. Individuare, di concerto con ASI, le possibilità di soluzioni tecnico-amministrative finalizzate ad agevolare le famiglie con difficoltà economiche, in particolare prevedendo una dilazione dei termini per l'esecuzione delle opere suddette e la possibilità di accesso a forme di microreddito a tasso agevolato. Grazie. Il consigliere Lorena Fava. Consigliere Conto, prego. Ringrazio l'amministrazione per le risposte riguardanti la situazione dell'Argine dell'orologio e l'eventuale istituzione del centro dialisi di Caule. Per evitare che presenti altre interrogazioni a riguardo, perdere tempo agli uffici, approfitto, se il Presidente me lo consente, per chiedere se posso avere notizie sui tempi relativamente alla sistemazione degli asini dell'orologio, visto che siamo in sommità dell'inverno e delle piogge. E mentre, sempre se me lo permette, signor Presidente, vorrei chiedere, quanto riguarda la questione del centro dialisi, stante la disponibilità del direttore dell'ASL Carlo Tremenza, se il sindaco può già dirci questa sera se ha già definito una data per il Consiglio Comunale sul tema della sanità. E mi dica lei adesso se preferisce rispondere, se il sindaco ritiene di rispondere o se vado con l'interpellante. Preferisce vado anche con le interrogazioni e poi mi rispondete dopo. Interrogazione, risposta urgente. Accordo con il comune di Portogruaro per i defunti di Brusso e Castello. Possibile realizzazione di un cimitero per i residenti delle due frazioni. La sottoscritta Rosanna Conte, consigliera comunale della Lega Nord per il gruppo Lista Cagnolo, interroga la signora Volta per sapere è ad oggi la situazione relativamente all'accordo con il comune di Portogruaro sull'utilizzo del cimitero di Lugnana da parte degli abitanti di Brusso e Castello residenti nel comune di Caule. Quanti sono attualmente coloro che, pur residenti nel comune di Caule, devono usufruire per evidenti motivi logistici, soprattutto se anziani, del cimitero di Lugnana? Essendo venuta a conoscenza che nello stesso cimitero la disponibilità dei mobili comincia ad essere quasi insufficiente per il comune di Portogruaro, se non sia il caso di valutare da parte di codesta amministrazione comunale la possibilità di realizzare un cimitero anche per i residenti della località di Brusso e di Castello, considerato peraltro che molti di essi devono usufruire del cimitero di Caule con nuovi disagi dovuti agli spostamenti per visita dei loro defunti. Naturalmente adesso rispondo. Grazie. Lascio la parola al sindaco. Allora, la questione relativa all'interpellanza che è stata presentata in merito all'attivazione del centro di dialisi a Caule, è già stata data risposta nei termini previsti dalla legge, allegando anche quella che è stata la risposta da parte del direttore generale dell'ULSS, il dottor Carlo Tremenza, sulla criticità legata all'intervento di questo servizio sul territorio in relazione al fatto che già sussiste sia nel territorio di Jesolo, presso l'area di Jesolo, sia presso il punto di
Bibbione. Stiamo parlando di attivazione del servizio di dialisi durante il periodo estivo. Di fronte a questa impostazione, DULS, se volete io do anche lettura per magari la conoscenza da parte dei cittadini, anzi sì, questo sia il caso proprio di dare lettura, ha dato una risposta che mette in luce l'impossibilità di attivare il servizio nel territorio del comune di Caore, se non anche a fronte di impegno di spese importante, tutto il bacino di territorio che comunque non lo giustificherebbe. Abbiamo interpellato il direttore generale dell'ULS che così ha risposto a riscontro di quanto richiesto con l'interpellanza in oggetto. Sentita nel merito il direttore della funzione ospedaliera si deduce quanto segue. Presso l'azienda ULS 10 sono attivi 3 centri di dialisi ubicati presso i presidi ospedalieri dell'azienda per i pazienti residenti. Inoltre sono attivi 2 centri di dialisi che fanno fronte alle richieste di trattamenti dialitici di pazienti che soggiornano lungo il litorale del periodo estivo. In particolare riferimento ai 2 centri estivi si precisa che sono mediamente attivi 6 posti letto di dialisi per ciascun centro estivo. Tali posti letto, utilizzati in genere da maggio a settembre, si possono erogare fino a 72 trattamenti alla settimana, riferiti al mese sono circa 300 trattamenti, per soddisfare quindi le esigenze di 24 pazienti contemporaneamente che seguono un ritmo dialitico trisettimanale. Il numero di trattamenti eseguiti nel corso degli ultimi 2 anni, 2016 e 2015, nelle sedi di Bibbione e Jesolo, sono stati di circa 800 nelle sedi di Bibbione a fronte di 116 pazienti e circa 1 miliardo nella sede di Jesolo a fronte di 150 pazienti. I mesi più interessati sono quelli centrali di luglio e agosto, secondo le attese. Inoltre non si è mai in nessun caso superato il numero di disponibilità settimanale e mensile. Per quanto attiene la sede in cui hanno soggiornato i pazienti nel periodo estivo, non vi sono rilevazioni ufficiali in quanto per motivi di privacy non vengono richieste informazioni. Pur non essendo in preclusione l'avvio di un nuovo centro di dialisi per l'attività dialitica a favore dei turisti di Caore, è opportuno sottolineare che l'eventuale centro a Caore diventerebbe il 5º centro di dialisi attivo durante il periodo estivo. Sandonà, Portogruaro, Jesolo, Bibbione e Caore. L'apertura di un nuovo centro di dialisi comporta ricadute in termini economici conseguenti ad adeguamenti in termini di impiantistica, di edilizia e costi di gestione. Si ricorda che la maggior parte delle presenze si registra nei mesi centrali dell'estate, con una massima efficienza di utilizzo nei mesi di luglio e agosto. I centri estivi sono attualmente gestiti attraverso appalto affidato a una ditta che viene remunerata per singolo trattamento, garantendo un minimo di trattamenti previsti nel capitolato. Per quanto attiene la sede, questo dovrebbe essere in continuità con il pronto soccorso locale, con cui poter condividere protocolli di supporto in caso di possibili emergenze o urgenze. È necessario rispettare i criteri edilizi impiantistici previsti dalla normativa vigente per un centro di dialisi. In particolare, per i criteri impiantistici deve essere previsto un impianto di osmosi con caratteristiche rispondenti alle linee guida regionali per la produzione di acqua a scopo dialitico, dei controlli periodici, chimici, microbiologici e livelli di endotossina. Il numero di postazioni, il numero di almeno 6, deve essere dotata di letto, poltrona bilanciata e collegamento a box per il caricamento di dati, di monitor di dialisi, numero di postazioni, numero di riserva, un carrello delle urgenze, un EMO gas analizzatore o POCT, eventualmente con condivisione col pronto soccorso. Per quanto attiene il personale, deve essere presente un medico con lunga e comprovata esperienza e il personale infermieristico con numero di esperienza adeguata. In sintesi, l'ipotesi di avviare un nuovo centro necessita di apposita autorizzazione regionale per affidamento sulla ricollocazione di pazienti che, pur appartenendo al bacino di Caore, hanno eseguito dialisi e Jesolo Bibbione nel corso della stagione precedente. Non disponendo della numerosità di tali pazienti, potrebbe verificarsi la criticità di non riuscire ad ammortizzare il costo delle spese di avvio in tempi ragionevoli a causa dell'esiguità degli stessi. Da ultimo, manifesto sin d'ora la mia disponibilità con quella di persona da me delegata a partecipare a eventuali riunioni di commissione o consiglio comunale. Con l'auspicio di aver fornito informazioni adeguate e esaustive, si resta a disposizione per ogni eventuale utile approfondimento e nel contempo si portano dialisi saluti. A firma dell'assessore ai servizi sociali Riccardo Barbaro è stata quindi allegata questa lettera con questa risposta. In risposta alla sua interpellanza del 26 settembre 2016, qui pervenuta 27 settembre 2016, protocollo 30.101, visti i contenuti che tra l'altro coinvolgevano in maniera diretta anche la direzione dell'ULS 10, dopo aver chiesto alcune informazioni alla stessa ULS al fine di poter rispondere in maniera completa e precisa, si comunica quanto segue. In merito ai primi due quesiti inerenti all'istituzione di un centro di dialisi a Caore, pur essendo questa amministrazione comunale favorevole a una implementazione dei servizi sanitari offerti dall'ULS sul nostro territorio, si ritiene di riportare in maniera puntuale e precisa le principali criticità rilevate dalla stessa ULS, ovvero
Devono essere garantiti un minimo di trattamenti per poter amortizzare il costo delle spese, un dato che ad oggi non risulta essere preciso. La sede per eventuali emergenze e criticità dovrebbe essere contigua all'attuale pronto soccorso, deve rispettare criteri edilizi di tempistica e linee guida regionali previste dalla normativa. Necessità di apposita autorizzazione regionale, pertanto non dipendente da tutta la volontà del Comune. In merito alla richiesta di disponibilità del direttore generale a presenziare alle riunioni di commissione del Consiglio Comunale, il direttore Ettore Provenza ha dichiarato la sua disponibilità. Con il buon conto e per una esauriente risposta si trasmette un allegato alla nota con la quale il direttore del Ministro ha fornito le informazioni sopra riportate. Non so cos'altro dobbiamo aggiungere. Considerato che si tratta di una richiesta di collaborazione tra l'ASA e il Comune, dal preventivo colloquio che ha avuto con il dottor Bramestra, lui diceva se il Comune è disposto ad attivarsi con il distretto sanitario o la possibilità di mettere i locali, l'ASL è attivata per poter fornire 6 posti dialisi a tavole. Quindi poteva essere fatto un consiglio, una commissione per valutare e vedere se c'erano le possibilità di questa collaborazione, perché avrebbero anche potuto fornirci dati dopo una attenta analisi di eventuali pazienti che si sono serviti di iesolione. Lascio la parola al Sindaco. A parte la criticità legata al fatto che non vi è contiguità rispetto al pronto soccorso con la richiesta all'ULS, non abbiamo edifici adiacenti di contiguità e nel punto di vista territoriale dobbiamo edificare, quello sarebbe a carico del Comune di Cavoli, abbiamo dei impegni di spesa di milioni di euro che in questo momento non è proprio il caso di affrontare perché abbiamo altre urgenze, altre criticità, ma poi rimane comunque il problema legato all'approccio sull'utenza, sul vaccino, che non giustifica i costi che nemmeno l'ULS deve fare, quindi abbiamo ritenuto comunque inidoneo in questo momento portare in commissione un Consiglio Comunale di Provenza, considerato la risposta linea presa dall'ULS e quelle che sono le due criticità. Sulla questione relativa all'intervento sugli argini do la parola al vice sindaco commisso. Grazie, buonasera. Il problema dell'arte del lavoro è una struttura che è di competenza del diritto civile. Questo non vuol dire che noi ci dobbiamo esimere dall'obbligo di monitorare continuamente tutte le opere di bonifica che esistono al territorio. Ogni opera di bonifica ha un suo gestore e l'attività di monitoraggio e anche di lavori di riparazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria sono fatti in maniera molto continua, sono fatti continuamente. Chiaramente quel tratto di canale è sottoposto in maniera molto violenta a quello che è il modo famoso provocato dalle barche. È una panchina che è molto fragile, è stata costruita molti anni fa, forse una cinquantina di anni fa, in maniera che all'epoca poteva sembrare soddisfacente, ma che non lo è più, evidentemente perché il traffico dei natanti è molto aumentato. In ogni caso, noi sappiamo che periodicamente vengono stanziati dei fondi per riparare, per manutenzionare, per fare opere straordinarie su queste strutture che sono come tutte le strutture, come tutti i manufatti, sono soggetti sia al tempo e quindi si ammalorano, si deteriorano naturalmente. Se posso tranquillizzare, posso dire che non è il tratto peggiore dal punto di vista della sicurezza, pertanto lo garantisco, che sono dei tratti molto, molto peggiori in comune di Cavole, che sono continuamente monitorati e che seguono i tempi per quanto riguarda il diritto civile della loro disposizione dei fondi. Sapete che la diga foranea nostra è stata completata l'anno scorso, quindi 49 anni dopo l'alluvione del 66, loro hanno personale che monitorano continuamente lo stato di fatto. Se posso dare una parola di esperienza mia, che magari ogni mattina sarà smentita, non è così grave questa situazione, bisogna tenerla menzionata, si dice, però non è, bisogna evitare di creare situazioni di crisi dove non ci sono. Vi assicuro che ci sono, un episodio è successo il 5 marzo scorso, è crollato un argine in comune di Cavole, ha rischiato un allagamento di qualche migliaio di ettari, non l'ha saputo nessuno, ma l'argine era
attenzionato appunto della sua osservazione, c'era un tasso che continuamente lo educava e continua a educarlo ancora e andavamo continuamente a quelle per cose, statale. Quindi i tassi non ci sono, magari c'è qualche luce, ma non fanno danni, è solo il nuovo condotto. E quindi ha una attività che si può controllare molto agevolmente. Vediamo. C'è anche la possibilità che, così abbiamo indagato, che ci possono essere dei fondi attraverso la litorale veneta. Alcuni anni fa, non molti, hanno sistemato tutta la riva che fa parte della litorale veneta del canale Seita, quello che dopo il Ponte Negrelli con dei pali, anche quella rientra in una serie di fondi che vengono periodicamente stanziati dalla Regione attraverso il genere civile. Quindi speriamo che non abbiamo passato di 50 anni, ma sono sicuro che questo non succede. Consigliere Conte, prego. Trasmetto solo l'ansia di alcuni cittadini che hanno ceduto anche con degli esposti, per quello la parola. Comunque voi mi garantite che è stato inserito tra le opere degli interventi considerati urgenti. La risposta dice così. L'amministrazione di inserire l'opera nell'elenco descrittivo degli interventi considerati prioritari nell'ambito dei singoli comuni. Posso prego. Emergenza immigrati Carle. Rosa Conte, consigliere comunale Lega Nord nel gruppo Lista Civica Miolo Sindaco. Appreso dalla stampa la nuova venezia del 26 ottobre 2016, il prefetto di Venezia ha predisposto un piano di distribuzione su 23 comuni della provincia che avrebbero rifiutato il previsto nuovo arrivo immigrati. Verificato dalla tabella riportata che nel comune di Carle sarebbe previsto l'arrivo di almeno 31 migranti, considerato che le dispersioni emerse dalla prefettura sarebbero giunte telefonate ad operatori di Carle per conoscere la disponibilità di alloggi, alberghi o appartamenti dotati di riscaldamento, e farebbe presupporre che il numero di migranti potrebbe salire, come da voci raccolte, quantomeno fino a 50, ritenuto che tali arrivi andrebbero a sconvolgere la vivibilità del comune, tant'è che sono già diverse le proteste e le lamentele di cittadini pervenute alla scrivente. Possibili ripercussioni, ancorché non augurabili, sul versante dell'ordine pubblico. Tutto ciò premesso, interpello urgentemente la signoria vostra per conoscere se per quanto riportato nella stampa corrisponde al vero, se l'amministrazione comunale è stata interpellata a riguardo dal prefetto di Venezia, se è stata nel caso la posizione assunta in merito dal sindaco, cosa riterrebbe di fare il sindaco e la giunta qualora dovessero esserci tali arrivi di migranti? Se esiste da parte dell'amministrazione comunale un piano per affrontare tali emergenze e eventuali situazioni di protesta che si dovessero verificare? Se non ritenga il sindaco e la giunta di rispondere, come avvenuto da parte di altri comuni, negativamente al prefetto di Venezia, tenendo altresì conto che ci sono a causa ben altre esigenze e che gli stessi operatori sono impegnati con le loro strutture ricettive a organizzarsi in vista della prossima stagione turistica. All'urgenza della situazione si chiede cortesemente da parte della scrivente che ci siano risposte il più immediate possibili, già dalla prossima seduta del Consiglio Comunale. Abbiamo la risposta, se vuole. Lascio la parola al sindaco che risponde. L'interpellanza in esame segue un articolo comparso sul quotidiano La Nuova Venezia, data 26 ottobre 2016, a sua volta segue la circolare numero 425 del 24 ottobre 2016, con la quale il prefetto di Venezia invita i sindaci dei comuni, ma anche quello di Carle, che nell'ambito dell'emergenza in essere non annoverano ancora alcun migrante sui rispettivi territori, affinché esprimano la loro condivisione sul criterio di rimpatrio dei migranti in base agli indici demografici. Nel caso del nostro comune, il prefetto, con la predetta circolare, chiedeva pertanto la condivisione dell'amministrazione comunale sulla possibile collocazione nel nostro territorio di 31 migranti. In mia nota 27 ottobre 2016,
protocollo numero 33.844, ha fornito tempestiva risposta al prefetto di Venezia, ribadendo ufficialmente l'indisponibilità nel territorio comunale di Caorle di strutture alloggiative per far fronte alle finalità di accoglienza conseguenti all'intensificazione dell'afflusso di cittadini stranieri in Italia. Evidenzio che la Prefettura è un ente di governo periferico che risponde al Ministero dell'Interno e non certo al Comune, per cui non è noto all'amministrazione comunale, se non negli atti pubblicati o comunque comunicati dalla Prefettura a questo Comune, se sono in atto attività di ricerca presso i privati di disponibilità alloggiativa per migranti. A riguardo, l'unico atto formato dalla Prefettura lo scorso mese di dicembre, che in qualche modo riguarda il nostro territorio, è quello relativo al bando di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo 15 marzo 2016-31 dicembre 2016. Il detto bando, redatto sulla base del medesimo criterio di ripartizione dei posti, risulta incluso anche il Comune di Caorle con indicazione di 29 posti rispetto a un totale di 1788. Osservando tuttavia la graduatoria definitiva approvata con decreto prefettizio numero 19.920 del 5 aprile 2016, tra i posti assegnati ai vari comuni non risulta incluso il Comune di Caorle, a conferma che anche dal punto di vista privatistico non sono state date al momento disponibilità alloggiative. Preciso, concludendo, che con mia nota 31 luglio 2014, protocollo 25.815, e con mia nota 20 aprile 2015, protocollo 12.874, a fronte di analoga richiesta di disponibilità da parte del prefetto di Venezia, avevo già risposto per l'indisponibilità del Comune di Caorle. Di analogo tenore è stata la risposta al prefetto data dal commissario straordinario dottoressa Bumma con nota 12 giugno 2015, protocollo 21.068. Per motivi esposti, allo stato attuale non sussistono pertanto i presupposti per la predisposizione di un piano emergenziale. Consigliere Conte? Ringrazio, sono soddisfatta della risposta. Sono anche le speranze, capogruppo Miola, prego. Sì, grazie Presidente. Sì, io ho protocollato un'interpellanza data 3 novembre 2016 avente ad oggetto modifiche e fabbisogno del personale. Sottoscritti Carlo Miollo e Conte Osanna, consiglieri comunali del gruppo Lista Civica Miollo Sindaco. Atto della delibera relativa alla modifica del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale 2016 e 2018, la quale il Sindaco e la Giunta hanno adottato una serie di provvedimenti riguardanti i dipendenti comunali, rilevato che tra questi provvedimenti figurano anche una nuova soluzione riguardante la figura di un collaboratore per l'ufficio del Sindaco, quadrato quale istruttore amministrativo categoria C, e con lo stesso inquadramento è stata decisa da parte del Sindaco la designazione di rinnovare l'incarico dell'addetto all'ufficio stampa, il cui attuale contratto, che prevede 12 ore settimanali, scade il 31/12/2016, partire dall'1/1/2017, sempre a tempo determinato, ma aumentando a 18 le ore settimanali, ritenuto che gli altri provvedimenti assunti da parte del Sindaco e della Giunta riguardanti altri dipendenti con spostamenti anche rilevanti di figure interne, alcune delle quali ora sembrano essere particolarmente aggravate rispetto alle funzioni che già avevano, considerato che tali spostamenti potrebbero, alla detta degli scriventi consiglieri, creare confusione rispetto all'organizzazione precedente, con inevitabile e possibile malcontento da parte di qualche dipendente rispetto alle modifiche di ruolo che sono state decise dal Sindaco e dalla Giunta, chiamato inoltre il fatto che per quanto riguarda il servizio di polizia municipale esiste una collaborazione integrata con il Comune di San Stino di Videnza, da rendere superflua la doppia figura di comandante, valutando di conseguenza accertati i relativi requisiti l'opportunità di crearne una sola onde rendere il servizio maggiormente efficiente e potenzialmente più ordinato. Tutto ciò premesso, interpellano la signoria Rostra per sapere su quali basi siano stati adottati i vari provvedimenti contenuti nella delibera riguardante le modifiche del fabbisogno del personale. Quali sono i criteri che sottintendono alle varie scelte adottate e
se siano state fatte delle selezioni interne per i vari spostamenti e o modifiche di funzione che il sindaco di giunta hanno deciso. Il motivo per il quale si è resa necessaria l'assunzione di una nuova figura a disposizione del sindaco, che pare si stia creando una sorta di sultanato al suo uso e consumo, e si sia stata invece valutata la disponibilità di una figura già presente nell'organico del comune. Il motivo per il quale la stessa figura della detto stampa si è vista aumentare le ore del suo contratto part-time, quali costi comportano tale aumento e se non sarebbe stato più opportuno, come avviene in altri comuni, effettuare una selezione pubblica per tale incarico. Se non si ritenga opportuno per il servizio di polizia municipale, verificati i requisiti dei rispettivi comandanti, addivenire con il comune di San Stino di Vivenza all'individuazione di un unico comandante per coordinare sicuramente più efficacemente lo stesso servizio. E infine le modifiche decise sono state oggetto di una verifica interna con gli stessi dipendenti e se le stesse non abbiano provocato invece, come sembrerebbe a parere degli iscriventi, malumori sia per l'aggravio ad alcune di funzioni già in essere e per altri di scelte che potrebbero essere state più con logiche elettronistiche invece che meritocratiche. In attesa della sollecita risposta si formano i cordiali saluti Carlo Biondo, Rosanna Conte. Grazie. Grazie, lascio la parola al segretario comunale. Sì, la parola che mi viene data non è per rispondere all'interpellanza, ma è per alcune precisazioni di carattere metodologico. Forse non era mai stato specificato, ma ritenendo sufficiente il dettato dell'articolo 16, commi 4 e 5 del regolamento consigliare. Questi due commi dispongono che a richiesta dei presentatori la risposta all'interrogazione o all'interpellanza può essere fornita in seduta successiva alla presentazione. Scusate, può essere fornita in seduta consigliare. In tale caso la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consigliare successiva alla presentazione dell'interrogazione. Questo è il comma 4. Il comma 5 dispone che qualora non venga richiesta la risposta in seduta consigliare, la stessa dovrà essere fornita per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza. In tal caso questi ultimi non saranno più iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Il principio che emerge è questo: qualora venga presentata un'interrogazione o un'interpellanza con richiesta esplicita di trattazione in Consiglio comunale, la stessa viene trattata, la risposta viene data in Consiglio comunale. Qualora, come in questi casi, non sia specificato che tipo di risposta, il regolamento lascia intendere che la risposta è scritta. Quindi, ecco, per quanto riguarda quest'ultimo, per esempio, riceverà la risposta scritta e quindi non è utile, non è conforme al principio di celerità darle risposta darle lettura in Consiglio comunale, a meno che la seconda lettura, la seconda presentazione non venga effettuata per ottenere risposte in Consiglio comunale. A questo punto basterebbe una sola presentazione. Qui lo dico per una questione proprio di metodo, assistiamo a una doppia presentazione di interrogazioni, non è il caso, quindi bisogna che il presentatore faccia una riflessione sull'opportunità o meno di avere risposta scritta e ci fermiamo lì, o di avere risposta in Consiglio comunale. Nel caso in cui poi avere risposta in Consiglio comunale sarà sufficiente presentarla in Consiglio comunale o protocollarla con esplicita richiesta di trattazione in Consiglio comunale. Comunque articolo 16, commi 4 e 5, questo è un po' la base di tutta la questione. Prego, posso solo dire, la nostra sembrava quasi voler essere una cortesia depositarle prima, in modo tale che la giunta del Consiglio sapeva di cosa avete parlato, per quello io le deposito sempre prima, era tanto di cortesia. Grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che recita approvazione verbali di sedute precedenti. Visti i verbali delle sedute del Consiglio comunale, comprendenti le deliberazioni dalla numero 56 dell'8 settembre 2016 al numero 77 del 18 ottobre 2016, dato atto che il deposito dei verbali di cui trattasi a disposizione dei consiglieri è avvenuto nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento del Consiglio comunale e che copia degli stessi è stata inviata ai capigruppo consigliari nei termini previsti dall'articolo 54 dello stesso regolamento,
Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, visto il parere favorevole del segretario generale espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 30 del regolamento dei controlli interni sulla proposta della presente deliberazione, si propone al Consiglio di approvare i verbali del Consiglio Comunale comprendenti le deliberazioni della numero 56 dell'8 settembre 2016 alla numero 77 del 18 ottobre 2016. Voti favorevoli? Contrari 0, astenuti 0. Il Consiglio approva. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che recita sentenza del Tribunale di Pordenone numero 547 del 2016, riconoscimento debito fuori bilancio. Lascio la parola all'assessore Barbaro. Grazie Presidente, buonasera. Premesso che la signora Anna Calighe, con l'atto istituito al protocollo dell'ente con il numero 3394 del 04/2016, mosso ricorso avanti al Tribunale di Pordenone avverso l'ordinanza numero 236 dell'11/05/2015 che attima del dirigente del settore servizi sociali di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio R. Con il causa con atto del commissario straordinario numero 46 del 23/02/2016 ha deliberato di non seguirsi il diritto principalmente perché alla luce dei fatti illustrati nel ricorso non emergevano profili che disabilità del danno a carico della amministrazione comunale. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza numero 547/2016, ha accettato e dichiarato l'insussistenza della causa decadenza di cui l'articolo 27,1 lettera B della legge regionale numero 1096, la conseguente permanenza del diritto della ricorrenza all'assegnazione dell'alloggio, condannando nel contempo il comune di causa al pagamento delle spese processuali sfidati complessivi 1.200 euro oltre accessori. La sentenza sopra riportata è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 del codice di procedura civile. L'avvocato Luisa Benatelli, legale di parte ricorrente, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 06/10/2016, numero 31129, inviava copia della suddetta sentenza invitando il comune di causa del pagamento spontaneo delle spese processuali liquidate all'IPSE quantificando in euro 1.437,20, di cui 1.200 per competenze, 180 per spese generali, 55,20 per contributo oggettivo, 200 per importo di bollo, oltre all'imposta di delimitazione della sentenza pari a 200 euro. La relazione è in premessa e gli altri documenti in essi richiamati. Dato atto che gli oneri derivati dalla sentenza sopra descritta rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui l'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 27/2000. Ravvisata quindi la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, in capo alla somma onnicomprensiva di euro 1.637,20. Visto l'articolo 194 del TUE numero 267/2000, richiamata la proposta di deliberazione numero 49 in data 28/07/2016, avente a oggetto rettifica della permanenza delle previsioni di bilancio e determinazioni in merito all'assestamento generale di bilancio esercizio 2016. Dato che il presente provvedimento riconoscimento di debito non altera l'equilibrio del bilancio ai sensi della vigente normativa contabile quale passività progressa, in quanto trattasi di somma già stanziata nel bilancio dell'esercizio in corso. Quanto sopra esposto si propone al Consiglio Comunale di deliberare. Riconosce ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio come un permesso individuato motivato del scritto, dato dalla somma complessiva di euro 1.637,20, derivante dalla sentenza provvisoriamente sul chiamato. È reato che la spesa è finanziata al capitolo 1058/1 del bilancio 2016. Di demandare al responsabile del settore segreteria affari generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e
conosciuti con il presente atto. Trasmetto il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23,5 della legge numero 289 del 2000 alla competente procura della Corte dei Conti. Ci sono interventi? Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari 0, astenuti 0. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Linee di indirizzo per i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ai sensi della delibera di Giunta Regione Veneto numero 2287 del 2013 alla Fondazione Carle Città dello Sport e Comune di Carle. Lascio la parola al Sindaco. Premesso che con legge regionale numero 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, Regione Veneto ha definito un nuovo quadro normativo per il turismo e l'industria regionale, superando la legge regionale 33 del 2002. L'articolo 9 della legge regionale 11 del 2013 ha introdotto la figura dell'organizzazione di gestione della destinazione sull'esperienza internazionale delle Destination Management Organization, DMO, quale sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse, nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale. Che con delibera di Giunta regionale numero 2287 del 10 dicembre 2013 avente ad oggetto nuova disciplina regionale per le attività di informazione e accoglienza turistica, la Regione del Veneto ha provveduto a definire il nuovo assetto organizzativo a livello centrale e periferico dell'attività di informazione e accoglienza turistica, individuando i soggetti gestori, le innovative modalità operative e le diversificate iniziative che possono essere attuate per pubblico e privato nelle destinazioni turistiche. In tale contesto sono inoltre state definite le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori pubblici delle attività di informazione e accoglienza ed è stato formalizzato il modello di regolazione dei rapporti, accordo di collaborazione ex articolo 15 della legge 241 del 90 con la Giunta regionale per l'istituzione e il funzionamento degli uffici di informazione ed assistenza turistica IAT, prevedendo inderogabilmente la titolarità della sottoscrizione del suddetto accordo in capo all'ente locale. In data 12 dicembre 2014 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD, denominata DMO Carle, tra il Comune di Carle, la Fondazione Carle Città dello Sport ed un'ampia platea di soggetti e associazioni di categoria rappresentativi del settore del turismo e dell'accoglienza turistica, nel quale sono indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del tavolo di confronto formalmente istituito. Con nota del 16 dicembre 2014, protocollo numero 40.965, l'amministrazione comunale ha formulato richiesta alla Regione Veneto per il riconoscimento della DMO Carle quale organizzazione di gestione della destinazione turistica per la città di Carle ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013 e della delibera di Giunta regionale numero 2286 del 2013. In data 14 gennaio 2015 l'amministrazione comunale ha sottoscritto l'accordo di collaborazione ex articolo 15 della legge 241 del 90 con la Regione Veneto, anche ai fini del riconoscimento regionale della DMO Carle quale organizzazione di gestione della destinazione turistica per la città di Carle, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11/2013 della delibera di Giunta regionale numero 2286 2013. Con deliberazione di Giunta regionale numero 52 20 gennaio 2015 ad oggetto sviluppo e sostenibilità del turismo veneto è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Carle. Nel citato protocollo d'intesa è previsto espressamente lo svolgimento delle funzioni di informazione e accoglienza al turista sia in capo all'OGD DMO Carle, avendo a riferimento le disposizioni regionali applicative di cui la delibera di Giunta regionale 2287 del 2013. In data 2 marzo 2015 è stato approvato il regolamento di funzionamento dell'OGD DMO Carle, dove sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell'organismo in applicazione del protocollo d'intesa del 12 dicembre 2014
dove è stato stabilito che il Consorzio di Promozione Turistica Caulia Venezia Orientale è soggetto attuatore di coordinamento per la realizzazione della governance turistica della città di Caulia, che l'OGT DMO Caulia, in seduta 15 dicembre 2015, considerate le difficoltà gestionali del servizio ergato da parte del Consorzio di Promozione Turistica Caulia Venezia Orientale, sia economica che organizzativa, ha individuato nella Fondazione Caulia Città dello Sport il soggetto per la gestione del servizio in oggetto. Sia nel protocollo d'intesa del 12 dicembre 2014 che nel regolamento di funzionamento dell'OGT DMO Caulia del 2 marzo 2015 è previsto che per specifici progetti ci possono essere più soggetti attuatori e che per l'assunzione del personale IATA possa farsi carico uno o più soggetti attuatori rimanendo fermo il ruolo primario di indirizzo dell'OGT DMO Caulia. Considerato che per lo svolgimento del predetto servizio l'amministrazione comunale ha necessità di avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo, mantenendo la titolarità del servizio stesso in rapporto di delegazione interorganica, il Comune di Caulia con circa 4.300.000 presenze e una destinazione turistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, in coerenza con i principi e modelli gestionali definiti a livello regionale, il Comune di Caulia intende, tenendo conto degli specifici obblighi di servizio pubblico, riconoscere come attività strategiche primarie la promozione e l'informazione turistica necessario sviluppare l'economia locale fondata prevalentemente su tale settore, accertato che il turismo rappresenta una delle principali fonti economiche e di opportunità di lavoro. Dato atto, con deliberazione consigliare numero 22 del 5 maggio 2009, il Comune di Caulia ha approvato la costituzione della Fondazione Caulia Città dello Sport con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico-sportive del territorio e promuovere le attività di tempo libero. Con lo stesso atto sono state approvate la bozza dello statuto, le linee guida per l'approvazione da parte della Giunta Comunale della Convenzione intesa a disciplinare i rapporti tra il Comune e la Fondazione e la bozza del piano finanziario della Fondazione. Con deliberazione consigliare numero 35 del 29 giugno 2009 è stato adeguato lo statuto della Fondazione Caulia Città dello Sport secondo le indicazioni delle autorità preposte alla stesura dell'atto e al riconoscimento della personalità giuridica. In data 9 luglio 2009 con atto il notaio dottoressa Maria Sborlò, repertorio numero 23.048, raccolta 9.445, si è proceduto alla costituzione formale della predetta fondazione. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 215 del 6 agosto 2009 è stata approvata la convenzione del Comune di Caulia e la Fondazione Caulia Città dello Sport per la concessione in uso gratuito di beni mobili, immobili e la regolazione dei rapporti e delle attività. Lo statuto della Fondazione Caulia Città dello Sport, istituita al Comune di Caulia, prevede l'articolo 2 finalità istituzionali: promuovere, accogliere, informare, assistere, favorire e coordinare attività o manifestazioni che abbiano carattere turistico o culturale, sensibilizzare gli operatori, le pubbliche amministrazioni e le popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica, consentire la valorizzazione delle risorse turistiche locali anche attraverso manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorire il soggiorno a permanenza, sviluppare iniziative per il miglioramento delle località in cui opera con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali dei luoghi su cui esiste. Attualmente la Fondazione Caulia Città dello Sport ha in concessione gli impianti sportivi comunali e promuove in sinergia con l'amministrazione diverse attività di carattere turistico, sportivo e culturale, che l'attuale articolazione della Fondazione, così come la sua organizzazione, appaiono oggi idonee al raggiungimento degli obiettivi connessi allo sviluppo della comunità locale, alla valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, mediante il coinvolgimento attivo dei corpi intermedi, delle associazioni, eccetera, contrapponendo l'idea di una cittadinanza di mera fruizione, la cittadinanza di partecipazione e di azione in cui è valorizzata la creatività e la positività dei singoli delle formazioni sociali. La Fondazione, come già sperimentato con le linee di indirizzo delineate nella delibera del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale numero 3 del 14 gennaio 2016, risulta un adeguato modello gestionale che ha garantito il controllo, la razionalizzazione e la gestione efficace e flessibile delle risorse, aumentando l'efficacia gestionale dell'ufficio IATA con una soluzione progettuale caratterizzata da forme di conduzione a modello integrato, considerato che un'attenta analisi, un'attenta ricerca prodotte sul piano strategico, giuridico, amministrativo, economico, contabile, con particolare riferimento al confronto tra analoghe strutture sia a livello regionale che nazionale, in un contesto caratterizzato essenzialmente dall'erogazione di servizi privi di rilevanza economica, viene identificata nella Fondazione
Quale risulta il combinato disposto degli articoli 14 seguenti e 3332 del Codice Civile, la figura giuridica più idonea a soddisfare le esigenze necessarie alla gestione dell'ufficio IAT, precisato che resteranno in competenza delle amministrazioni comunali poteri di indirizzo e controllo sulle politiche turistiche demandate alla Fondazione ai fini del controllo analogo, tenendo conto delle direttive di orientamento determinate dall'OGD di MO Caorle, considerato che il servizio di informazione turistica non è qualificabile come servizio a rete e pertanto la Regione Veneto, sebbene abbia disciplinato con una normativa specifica la governance dei sistemi turistici regionali, tuttavia non ha definito ambiti territoriali ottimali degni di governo degli stessi ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 138/2011 e di interesse per il servizio oggetto della presente relazione invece la normativa riguardante sviluppo e sostenibilità del turismo veneto di cui alla legge regionale 11/2013 e sue modifiche e integrazioni, che nella delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 2016 veniva stabilito che la Fondazione provvedesse alla gestione del servizio IAT in un periodo sperimentale con conclusione fissata al 31 dicembre del 2016, salvo il rinnovo da confermarsi con apposito provvedimento espresso, vista la positiva sperimentazione da parte della Fondazione Caorle Città dello Sport delle modalità gestionali relative al servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Caorle, ritenuto per quanto riguarda tutti gli altri aspetti relativi al compimento dell'iter procedurale di procedere con appositi provvedimenti di competenza dei rispettivi organi in merito al conferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e di personale necessarie al suo funzionamento, specificando che il servizio deve intendersi senza soluzione di continuità. Visto l'articolo 6 dello Statuto Comunale in merito alla promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero, visto l'articolo 8 dello Statuto del Comune di Caorle in merito allo sviluppo delle attività turistiche con l'intento di promuovere il rinnovamento, l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, ravvisata l'opportunità, alla luce di quanto precede, di provvedere alla gestione dell'ufficio IAT tramite la Fondazione Caorle Città dello Sport con scadenza fissata al 31 dicembre 2021, salvo rinnovo espresso, la necessità di inviare ai successivi atti della Giunta Comunale l'approvazione della Convenzione, disciplini i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione, tanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Provvedere per le motivazioni delineate in premessa alla gestione dell'ufficio IAT Informazione e Assistenza Turistica tramite la Fondazione Caorle Città dello Sport con scadenza fissata al 31 dicembre 2021, salvo rinnovo espresso. Stabilire che nel bilancio di previsione pluriennale è iscritta apposita somma da conferire annualmente alla Fondazione medesima per il funzionamento del servizio IAT e dare atto che i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione Caorle Città dello Sport saranno regolati e adeguatamente definiti da un'apposita convenzione redatta sulla base delle linee guida riportate in allegato. Grazie, ci sono interventi? Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Azienda speciale Don Moschetta. Indirizzi generali relativi all'assunzione di nuovi servizi. Articolo 4 Statuto aziendale. Relazione al Sindaco. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 24 marzo 2011, con la quale si disponeva di trasformare l'istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale, vista la propria deliberazione numero 67 del 29 settembre 2016, avente ad oggetto modifiche allo Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta, con la quale veniva tra l'altro ampliato l'oggetto sociale dell'azienda, estendendolo a tutte le specie di servizi aggiuntivi affidabili all'ente locale. Ricordato che con il medesimo atto veniva modificata come segue la formulazione dell'articolo 4 dello Statuto dell'azienda speciale. L'attività dell'azienda speciale deve conformarsi ai principi e agli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale, che determina gli indirizzi da recepirsi all'interno del contratto di servizio. Questo è l'articolo 3 oggetto dell'attività dello Statuto dell'azienda speciale Don Moschetta, che al penultimo comma prevede la possibilità di gestione di servizi strumentali e commerciali affidati al Comune,
Considerato con deliberazione numero 68 del 29 settembre 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, prevedendo la decisione di sciogliere la Camera Patrimonio SRL con l'espressa raccomandazione di tenere nella dovuta considerazione gli aspetti occupazionali, in quanto a fronte della consistenza del contingente di personale e trattandosi di servizi che non possono essere gestiti in economia dell'ente, nell'ambito delle attività di esternalizzazione o trasferimento delle attività facenti capo alla società, dovranno essere tenute in debita considerazione le esigenze di solidarietà sociale mediante l'applicazione di meccanismi di riassorbimento o clausole sociali, ex articolo 50 del nuovo codice dei contratti, l'ex articolo 24,9 del decreto legislativo 175/2016, volti a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato senza risultare lesive della concorrenza e della libertà di iniziativa economica. Considerato che i servizi attualmente gestiti dalla società sono i seguenti: manutenzione del verde, servizio strumentale in-house, importo anno fatturato euro 168.000, gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi, servizio strumentale in-house, riporto anno fatturato euro 190.020, gestione del campeggio comunale, introito anno medio euro 650.000. Rilevata l'opportunità di trasferire le suindicate gestioni all'azienda speciale tramite uno o più contratti di cessione di azienda, di affidare alla stessa azienda il servizio strumentale di gestione del mercato ittico comunale, consistente nelle prestazioni di effettuazione aste, pulizie, deratizzazione, disinfestazione, servizio veterinario, acquisto beni di consumo e altro attualmente gestito in economia. Considerato che tale scelta organizzativa assicura da un lato le esigenze di stabilità occupazionale più sopra espresse, e dall'altro lo svolgimento dei servizi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, come declinati dall'articolo 5 dello Statuto dell'azienda speciale, con garanzia dell'equilibrio dei costi dei ricavi, ritenuto di formulare gli indirizzi generali ai quali l'azienda speciale dovrà tenersi, che vengono precisate nella parte dispositiva. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Formulare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'azienda speciale di Moschetta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 24 marzo 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 67 del 29 settembre 2016, seguenti indirizzi generali ai quali l'azienda stessa dovrà tenersi la gestione del campeggio comunale e dei servizi strumentali del mercato ittico, del verde pubblico e dei parcheggi a pagamento zone blu, la cui durata sarà determinata in anni 5 dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti di servizio. Natura dei servizi: le attività oggetto di cessione costituiscono servizi di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata comporta pertanto l'applicazione delle sanzioni relative all'interruzione di un pubblico servizio. Modalità di erogazione dei servizi: l'azienda, assumendo la gestione dei servizi, subendo in tutti i diritti, obblighi ed oneri cui era titolare il precedente gestore. Lo svolgimento degli stessi viene assicurato dall'azienda in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune, del contratto di servizio e nel rispetto degli standard operativi definiti con il Comune. Gestione dei servizi: l'azienda gestirà i servizi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria generale del settore, piena facoltà nel rispetto degli standard di qualità e quantità che saranno definiti con il contratto di servizio o con documento successivo, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione degli stessi. Attività di controllo: le attività cedute o affidate vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato dell'azienda e il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi per il tramite di ispezioni presso i locali dove viene svolta l'attività dell'azienda, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Report annuali: controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi anche a mezzo di flussi informativi afferenti agli archivi. Il Comune si impegna a definire, previa apposita richiesta scritta, le
priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività cedute o affidate. Risorse umane. L'azienda gestisce la struttura amministrativa e i servizi affidati con personale trasferito dalla Cavale Patrimonio SRL o dal Comune o dallo stesso comandato. All'atto della cessione d'azienda o dell'affidamento del servizio, i rapporti di lavoro in essere proseguiranno con l'azienda speciale, fatta eccezione per i rapporti a tempo determinato che hanno già avuto scadenza e per i quali non sia già stata indetta una procedura selettiva. Nel caso in cui, prima della cessione di azienda o dell'affidamento del servizio, sia stata avviata da parte di Cavale Patrimonio una procedura selettiva, la stessa sarà portata a termine ai fini dell'inquadramento del dipendente presso l'azienda speciale. È sempre ammessa la possibilità di gestione dei servizi con personale proprio assunto a tempo determinato o indeterminato dalla stessa azienda. In nessun caso le assunzioni di personale effettuate a qualsiasi titolo dall'azienda nell'esercizio delle proprie prerogative gestionali di autonomia finanziaria potranno comportare obblighi e oneri di sorta direttamente a carico del Comune, ivi comprese riserve, patti e vincoli di assunzione a carico del Comune stesso. Esclusività del servizio. Il contratto di servizio conferisce all'azienda per il periodo di efficacia del contratto stesso il diritto esclusivo di esercitare i servizi oggetto di cessione. Programmazione. Le attività di cui presente atto sono comprese nel piano programma e nel bilancio di previsione che vengono trasmesse al Comune per informativa e autorizzazione per i termini stabiliti allo Statuto aziendale. In relazione ai servizi in essere, il piano dovrà contenere le linee di sviluppo delle diverse attività esercitate, l'intesa che le gestioni saranno garantite con modalità che promuovono il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il piano economico gestionale che garantisca il corretto equilibrio dei costi e ricavi, il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento. Finanziamento delle attività. Il Comune destinerà allo svolgimento delle attività affidate all'azienda un importo annuale stabilito per un esercizio in sede di approvazione del bilancio previsionale e quantificato in ragione di valori di mercato. Stabilire che, per quanto non previsto nello Statuto aziendale e nel presente atto, i rapporti gestionali e finanziari tra il Comune e l'azienda stessa saranno definiti nel contratto di servizio in atto di analogo contenuto che verrà sottoscritto tra il Comune e l'azienda. I contenuti della presente deliberazione rimarranno validi ed efficaci fino a successiva espressa modifica o integrazione. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del socio unico, è autorizzato a deliberare in seno all'Assemblea di Cavale Patrimonio SRL la cessione dell'azienda costituita dai 3 complessi organizzati relativi alla manutenzione del verde pubblico, alla gestione dei parcheggi non custoditi e del campeggio comunale. Sono demandati al dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico i conseguenti atti di affidamento, oltre all'affidamento dei servizi strumentali di gestione del mercato ittico comunale, come descritti in premessa, dal Comune alla stessa azienda speciale. Ci sono interventi? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 0. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto? Contrario? No. 2, 3. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al 7° punto all'ordine del giorno. Convenzione REACT, approvazione schema di convenzione fra il Comune di Carle e il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, autorizzazione alla firma. Relazione al Sindaco. Buonasera Capogruppo Favaro. In data 3 luglio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 154 il decreto 17 giugno 2008 recante norme sull'approvazione delle specifiche tecniche e la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza. In data 21 giugno 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 142 il decreto numero 71 del 23 maggio 2011 recante norme sull'approvazione di nuove specifiche tecniche e profili comuni sulla trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza mediante formati e protocolli standard.
29 settembre 2016, con nota recepita al protocollo numero 2016 30.303A, il Comune di Portuale, il Fratello Comune Capofila del Distretto di Protezione Civile Venezia 01 Portugalese, permetteva a tutti i comuni del distretto copia dello schema di convenzione denominata REACT per lo scambio dei dati e l'interfacciamento di sistemi informatici tra il Ministero dell'Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i comuni del distretto e lo stesso distretto Venezia 1 nelle situazioni di emergenza per il recepimento da parte degli rispettivi consigli comunali. Il Comune di Cagliari utilizza già oggi consolidati e efficienti metodi e protocolli per la cooperazione al soccorso e alla sicurezza della popolazione nel rispetto delle rispettive competenze nei termini dettati da leggi e regolamenti applicabili e che i suddetti metodi e protocolli non sono allo Stato basati prevalentemente sullo scambio di informazioni via voce mediante collocazione delle rispettive risorse, ovvero più comunemente per via telefonica. Il Comune di Cagliari riconosce i vantaggi in termini di efficienza ed efficacia che deriverebbero dall'integrare suddetti scambi di informazioni via voce con sistemi e metodi per la condivisione delle stesse informazioni per via informatica mediante formati e protocolli standard. Il Comune di Cagliari, al fine della condivisione di tali informazioni, intende adottare formati e protocolli standard e profili comuni approvati nel decreto 23 maggio 2011 che il Dipartimento intende agevolare una rapida implementazione di tale condivisione mediante il consenso all'accesso gratuito ad applicativi web nella propria disponibilità progettata a tale scopo. L'adesione alla Convenzione REACT consentirà un notevole miglioramento sia in termini di efficienza che di efficacia nelle comunicazioni tra il Comune e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco nelle situazioni di emergenza. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Cagliari e il Ministero dell'Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di cui è l'allegato sub 1 che fa parte integrante del provvedimento, e autorizzare il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile alla sottoscrizione della Convenzione, incaricare di tutti gli atti esecutivi e conseguenti alla firma della Convenzione lo stesso responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Grazie, ci sono interventi? No, procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Consiglio approva anche l'immediata eseguibilità. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno. Istituzione tariffa per le concessioni della banchina e dello specchio acqueo del porto canale di Oderno. Relazione all'assessore Martesano. Con delibera del commissario straordinario registro delibere di giunta comunale numero 103 del 22 aprile 2016 sono stati individuati gli spazi di utilizzo del porto peschereccio di Carle a seguito di una procedura di partecipazione avviata nel mese di agosto 2014, dando opportune indicazioni sull'iter istruttorio da seguire. Con delibera del commissario straordinario registro delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 26 maggio 2016 è stato approvato il regolamento per l'utilizzo di banchine e specchiacchi lungo il porto canale del via interno di Cagliari. Dato atto che nel corso degli ultimi mesi questa amministrazione comunale ha svolto un'attività di coordinamento e di puntuale rilievo delle imbarcazioni presenti al fine di poter distribuire con maggiore razionalità gli ormeggi delle imbarcazioni ritenute idonee allo stazionamento, nonché attività di tipo infrastrutturale quale la sostituzione delle bricole, fornitura di nuovi tessoni per deposito materiale da pesca. Dato atto altresì che questa amministrazione ha recentemente svolto un'attività di riordino al porto, allontanando le imbarcazioni non aventi titolo ai sensi dei disposti deliberativi di qui sopra, rilevando che nel sopra richiamato atto numero 20/2016 il commissario straordinario demandava al successivo atto la determinazione degli importi dei canoni a carico degli assegnatari, ritenuto che le concessioni di che tratta si abbiano durante gli anni 3, atteso il carattere di novità dell'organizzazione degli ormeggi e delle tariffe
ritenuto di avviare la procedura per il rilascio della concessione demaniale agli aventi titoli dietro un canone annuo espone da prospetto sotto riportato, ritenuto quindi di istituire la tariffa per l'uso delle banchine dello specchio acqueo presso il via interno di Caorle come segue. Tipo di imbarcazione: barche da trasporto passeggeri euro 700 all'anno, barche della piccola pesca, cioè reti da posta, euro 150 all'anno, barche di altre barche da pesca, cioè della grande pesca, euro 300, barche storiche di rappresentanza, esclusa l'imbarcazione caolina, euro 150, imbarcazione di uso pubblico interesse, nessun onere, e affitto dei contenitori metallici, euro 120 all'anno. Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale la competenza a modificare le tariffe e di apportare, se necessarie, modifiche non sostanziali alle categorie di imbarcazioni sopra indicate e l'eventuale aggiunta o integrazione di diverse fattispecie di carattere secondario per esigenze di celerità procedimentale, atteso che la tariffa, così come proposta, è stata disgiunta dal pareggio tra i costi che l'amministrazione comunale dovrà sostenere per il canone concessorio dovuto alla Regione Veneto, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle banchine, l'erogazione di energia elettrica e dell'acqua e l'incasso dei canoni. Per tutto quanto sopra illustrato si chiede a questo Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: di istituire le nuove tariffe in ordine alle concessioni della banchina dello specchio acqueo del porto canale e via interno di Caorle come appena esposto, di demandare alla Giunta Comunale le competenze a variare le tariffe di qui sopra e di apportare, se necessarie, modifiche non sostanziali alle categorie delle imbarcazioni sopra indicate, l'eventuale aggiunta o integrazione di diverse fattispecie di carattere secondario per esigenze di celerità procedimentale, di stabilire che la durata delle concessioni sia di anni 3 dalla data del loro rilascio, con possibilità di proroga per ulteriore periodo. Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Della Bella. Come operatore del settore ritengo che le delibere effettuate dall'amministrazione siano molto valide, quindi il gruppo di trasparenti voterà a favore. Ci sono altri interventi? Capogruppo Fauro. A integrazione di quanto già preannunciato dal consigliere Emanuele Della Bella, voglio aggiungere un elemento alla discussione. Come ci ha spiegato l'assessore Marchesani in commissione consigliare, l'aspetto che riguarda i contenitori metallici, quei cassoni che verranno posti dall'amministrazione lungo le banchine al fine di risolvere o quantomeno contenere lo stato attuale di disordine, di sovraffollamento della banchina con materiali di tutti i tipi. Ecco, rispetto a questo punto, che come ha già detto Dalla Bella, noi condividiamo. Finalmente si arriva ad una messa in ordine delle banchine. Auspichiamo però che non ci si limiti alla semplice messa a disposizione, ma che l'amministrazione trovi il sistema, se non per obbligare, quantomeno per fortemente incentivare l'utilizzo di questi cassoni, per non correre il rischio che questi cassoni rimangano inutilizzati. Quindi, come ho già detto in commissione, ripeto qui in consiglio, c'è questo, invitiamo l'amministrazione a individuare le soluzioni operative tali da incentivare i pescatori ad utilizzare i cassoni per il bene del paese intero, perché il buon decoro e la buona presentabilità del porto peschereccio è pone a favore della categoria dei pescatori, e pone a favore di tutta la località, perché il porto peschereccio è un elemento qualificante anche dal punto di vista turistico. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli?
contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Passiamo al nuovo punto all'ordine del giorno, che recita: accordo tra i soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale numero 11 del 2004, approvazione e linee guida. Relazione al Sindaco. Ammesso che la legge regionale 23 aprile 2004 numero 11, norme per il governo del territorio in materia di paesaggio, costituisce un importante elemento di innovazione della gestione dell'urbanistica. Il capo primo all'articolo 12 viene specificato: la pianificazione urbanistica comunale si articola in disposizioni strutturali contenute nel piano di assetto del territorio e in disposizioni operative contenute nel piano degli interventi. Il piano di assetto del territorio, come indicava, è stato oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi con la provincia di Venezia in data 11 novembre 2013 e in data 8 marzo 2014 è entrato in vigore, per effetto dell'approvazione del parte vigente PRG assunto per le sole parti compatibili con il parte in valore di PI e con le deliberazioni del Consiglio Comunale numero 46 del 3 giugno 2014. È stato illustrato il documento programmatico predisposto dal Sindaco per la prima variante del piano degli interventi. Il documento punto 4, dove tratta dei temi del piano degli interventi, tra gli altri prevede la possibilità che lo stesso strumento urbanistico possa recepire accordi ai sensi della legge regionale 11 del 2004 per consentire la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico mediante l'apporto tecnico-finanziario dei privati attraverso un'attività di concertazione, richiamati l'articolo 17,4 della legge regionale 11 del 2004 che recita: per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o di qualificazione, il Comune può attivare procedure a evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e i modi previsti dall'articolo 6. Articolo 6 della legge regionale numero 11 2004 che recita: i comuni, le province e la regione, nei limiti delle competenze di cui la presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi di cui il comma primo sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale urbanistica nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Richiamato l'articolo 18,3 delle norme di attuazione del PAT. In materia di perequazione urbanistica prevede al punto 3 che l'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e o privata, accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi con un equivalente valore economico da inserire in apposito capitolo di bilancio vincolato alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'articolo 17,1 della legge regionale 11 del 2004, preso atto della manifestata volontà da parte dei cittadini di effettuare delle proposte di accordo di pianificazione, si ritiene opportuno in sede di formulazione del piano degli interventi di definire delle linee guida per l'applicazione del dispositivo previsto dalla legge regionale, conformemente a quanto previsto dal PAT, all'interno dei principi di imparzialità e trasparenza a cui deve conformarsi l'azione amministrativa. Vista le linee guida per l'attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati, l'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004, di cui delegato sub A alla presente deliberazione, tanto permesso si chiede al Consiglio Comunale di approvare la seguente delibera, di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare le allegate linee guida allegato sub A finalizzate a regolare gli accordi tra soggetti pubblici e privati e redatte secondo i principi espressi nelle premesse. Di dare atto che il Sindaco, d'intesa con la Giunta Comunale, avvierà la fase che si concluderà con la stipula degli accordi che saranno recepiti attraverso idonei varianti del piano degli interventi dal Consiglio Comunale.
Grazie, ci sono interventi? Capogruppo Favero, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Il nostro gruppo Liberi e Trasparenti ha 4 proposte di emendamento da proporre all'attenzione del Consiglio Comunale. Chiedo gentilmente alla signora Elena se può segnare con copia del primo emendamento, gruppo al Presidente del Sindaco, grazie. La lettura della prima proposta di emendamento. Considerato che in via ordinaria nel calcolo del beneficio pubblico è già previsto il caso relativo alla cessione di edifici finalizzati alla realizzazione di interventi di interesse pubblico, appare non giustificata l'adozione del fattore realizzazione di edilizia pubblica per ammettere la riduzione fino al 30% del corrispettivo relativo al beneficio pubblico. Per tale motivo si propone di emendare il testo dell'allegato alla proposta di delibera come segue. Al paragrafo 3, criteri di valutazione delle proposte, sia stralciato il testo realizzazione di edilizia pubblica, residenziale, scolastica e sportiva. Allora, due parole per spiegare il senso di questo emendamento. Naturalmente il riferimento è al testo dell'allegato alla delibera, cioè le linee guida per l'attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati. Al paragrafo 3, criteri di valutazione delle proposte, si dice che in generale in via ordinaria il beneficio pubblico derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà essere inferiore al 60%. A questo criterio generale si prevede però un'eccezione, si prevede una deroga per ridurre fino al 30% questo beneficio pubblico. In quali casi? In 3 casi, diciamo, quando intervengono 3 fattori: l'aumento dell'occupazione, e va bene, il miglioramento della qualità dell'offerta turistica, e siamo d'accordo. Il terzo fattore, la realizzazione di edilizia pubblica, residenziale, scolastica e sportiva. Bene, questo terzo fattore, a nostro avviso, appare essere già ricompreso nella fattispecie ordinaria, diciamo così, nella fattispecie in cui il privato propone all'amministrazione un accordo per un intervento urbanistico e magari questo accordo prevede la cessione di opere pubbliche, tra cui rientra l'edilizia pubblica, a favore del comune, e il valore di realizzazione di queste opere pubbliche concorre al calcolo del beneficio pubblico. Per cui non si capisce perché sia individuata la realizzazione dell'edilizia pubblica come un elemento di valore aggiuntivo tale da permettere la riduzione del beneficio pubblico dal 60 al 30%. Grazie. Può continuare a presentare gli altri emendamenti? Grazie. Emendamento numero 2, proposta di emendamento. In modo a nostro avviso corretto e condivisibile, le linee guida in discussione prevedono che le proposte di intervento relative agli accordi di pianificazione siano promosse da procedure di evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di avvisi nei quali sarà indicato il termine entro il quale le proposte dovranno pervenire. Al tempo stesso, tuttavia, si ammette che l'amministrazione possa valutare ed accogliere proposte di accordo presentate anche fuori dei termini fissati dai bandi. A nostro parere questa eccezione alla regola rappresenta di fatto una deroga ai principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza che deve sottostare alla pubblica amministrazione e può costituire un pericoloso vulnus che rischia di esporre l'amministrazione a ricorsi e contenziosi. Per queste ragioni si propone il seguente emendamento. Al paragrafo 4 il procedimento sia stralciato il testo, tuttavia l'amministrazione potrà valutare ed accogliere proposte di accordo presentate anche fuori dei termini fissati dai bandi. Allora,
Due parole anche qui per spiegare le motivazioni di questo emendamento. Condividiamo in pieno il fatto che si segue una procedura che passa attraverso la pubblicazione di bandi a evidenza pubblica per promuovere accordi di pianificazione. E questo, il fatto che ci sia un bando a evidenza pubblica, mette tutti gli operatori privati tutti sullo stesso piano. E l'amministrazione in questo modo svolge correttamente il proprio ruolo. Tuttavia, rispetto a questo criterio, a questo percorso ordinario, nel testo delle linee guida si trova una eccezione, chiamiamola così, quando si dice che l'amministrazione può comunque valutare ed accogliere proposte di accordo che arrivano al di fuori dei bandi o comunque fuori dei termini fissati dei bandi. Allora questo, secondo noi, non va bene, deve togliere questo passaggio, perché c'è il rischio che chi presenta la propria proposta fuori dai termini abbia, come dire, una condizione più favorevole rispetto a chi invece presenta le proprie proposte all'interno di un bando rispettando le scadenze. È come se quando si fa una gara d'appalto ci fossero tutti che presentano, alcuni operatori che presentano le proprie offerte e fanno appunto un'offerta di tipo economico e di tipo progettuale di un certo tipo. Poi scaduti i termini arriva qualcun altro che fa un'altra proposta, magari più conveniente, però è facile giocare in questo modo perché si gioca quando sa già quanto cosa ha già offerto l'altro e quindi magari basta offrire poco meno per avere un'offerta più vantaggiosa. E questo, se io sono un privato che ha partecipato al primo bando e vedo che l'amministrazione sceglie chi invece ha presentato la sua proposta a bando scaduto, quantomeno presento un ricorso perché giudico che il trattamento che mi è stato riservato non sia il trattamento corretto. Grazie. Procediamo col terzo. Proposta di emendamento numero 3. Poiché la fase di accoglimento della proposta preliminare rappresenta un importante passaggio nella formazione dell'accordo di pianificazione e della collegata variante al piano degli interventi, si ritiene che la competenza sia da attribuire al Consiglio Comunale anziché alla Giunta, anche in applicazione di quanto previsto nell'articolo 42.2 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000, testo unico degli enti locali, nel quale tra le varie competenze del Consiglio Comunale sono previste piani territoriali e urbanistici, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie. Per queste ragioni si propone il seguente emendamento. Al paragrafo 4, il procedimento, sotto paragrafo B, valutazione della proposta di accordo, il testo, aperte virgolette, successivamente all'accoglimento della proposta preliminare da parte della Giunta Comunale, sia sostituito con il testo, aperte virgolette, successivamente all'accoglimento della proposta preliminare da parte del Consiglio Comunale. Allora, qui il testo delle linee guida proposte dalla Giunta, dalla maggioranza, dice che a un certo punto nell'iter del procedimento per arrivare a scegliere se accettare o meno la proposta di accordo di pianificazione, dopo un esame preliminare, secondo questa proposta, spetta alla Giunta decidere se accogliere o meno la proposta. Noi diciamo che questo della scelta, della decisione di accogliere o meno la proposta preliminare di accordo, questo sia un passaggio, riteniamo sia un passaggio fondamentale, che sia un passaggio che
che ha a che fare con la pianificazione territoriale, quindi chiama in causa le competenze che sono proprie del Consiglio Comunale, non della Giunta. Pertanto riteniamo che sia corretto riportare al Consiglio Comunale il compito di accogliere o meno le proposte preliminari che arrivano a seguito della pubblicazione dei vari bandi. Questo anche per una migliore, come dire, per poter contribuire alla discussione consigliare, attraverso la discussione consigliare, a una migliore definizione, a una definizione più condivisa dei contenuti di questi accordi, che sono la base di partenza per poi arrivare a delle varianti al fine. Grazie. Quarto e ultimo emendamento. Tra la documentazione da produrre successivamente all'accoglimento della proposta preliminare è necessario siano contemplati gli elaborati tecnici funzionali all'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica VAS, qualora si rivelasse necessario. Per queste ragioni si propone il seguente emendamento. Al paragrafo 4, il procedimento, sotto paragrafo B, valutazione della proposta di accordo, dopo il punto relativo alla valutazione di incidenza ambientale si è inserito il punto, aperte virgolette, elaborati tecnici funzionali alla procedura di valutazione ambientale strategica, VAS, qualora si rivelasse necessario. Allora, nell'elenco che troviamo qui nelle linee guida, elenco della documentazione che deve essere prodotta dal promotore dell'accordo di pianificazione, non si dice nulla rispetto alla procedura di VAS. Allora, ho posto la questione anche in commissione. Il dirigente che del documento mi ha risposto che questa osservazione ha risposto che per i piani degli interventi non è prevista la VAS. Io dico che, in base anche all'esperienza mia professionale, dico che questo è vero, ma non nella maggior parte dei casi, ma non è sempre necessariamente vero, perché può capitare che per alcune varianti del piano degli interventi risulti necessaria la VAS, qualora i contenuti di questo piano, di questo accordo di pianificazione, quindi di questa variante P, siano diversi e ulteriori rispetto ai contenuti già valutati nella VAS del PAT. Se la VAS del PAT ha già, come dire, preso in esame anche le situazioni, gli interventi che si determinano, che si prefigurano con questi accordi di pianificazione, bene, non serve la VAS, la variante dei piani di interventi. Ma se l'accordo di pianificazione prefigura un intervento nuovo rispetto a quanto il PAT avesse già in qualche maniera prefigurato, quindi già preso in considerazione dalla valutazione ambientale strategica del PAT, allora servirà una VAS ulteriore anche per quella variante all'interno dell'intervento. Grazie. Capogruppo Massaro. Buonasera. Presidente, a seguito della presentazione da parte di queste 4 proposte di modifica liberate dal gruppo consigliare di e trasferiti, chiedo di sospendere temporaneamente la votazione delle stesse, mettere delle riunioni di maggioranza urgente che ci permette di valutare tali proposte. Grazie. Sospendiamo un attimo il Consiglio Comunale.
Riprendiamo il Consiglio Comunale, do la parola al Sindaco per la risposta al primo emendamento e poi procediamo alla votazione uno per uno. Allora, il primo emendamento sarà dato parere contrario dalla maggioranza, in quanto le ipotesi che sono state nucleate sono di diverso profilo, cioè riguardano ambiti di intervento diverso. Allora, una cosa, parlo dell'articolo 3 delle linee guida, una cosa è prevedere una riduzione del beneficio pubblico fino al 30% perché il privato realizza edilizia e poi rimane in sua proprietà, pensiamo all'edilizia scolastica, che può rimanere in proprietà del privato realizzatore. Altra cosa è prevedere che questo compendio venga poi ceduto al comune e va valutato come beneficio pubblico, quindi per questa motivazione l'emendamento sarà rigettato. Presidente, se vuoi mettere i voti. Mettiamo in voti la proposta di emendamento, voti favorevoli, 2, contrari, astenuti, nessuno. Lascio la parola al Sindaco con riguardo al secondo emendamento, proposta di emendamento. Il primo emendamento viene respinto. Nell'ordine al secondo emendamento, anch'esso sarà respinto e quindi la maggioranza dà parere contrario, perché il fatto di accogliere fuori il termine dato dall'avviso pubblico le proposte che arrivano dai privati è già cimentare una prassi amministrativa che applichiamo oggi, che è stata applicata negli ultimi 10-15 anni al Comune di Caorle, ad esempio in sede di presentazione delle controdeduzioni, in sede di presentazione delle osservazioni ai piani adottati. Già oggi lo facciamo per economia procedimentale, perché altrimenti si dovrebbe poter riaprire i termini qualora ad esempio pervenga da parte del privato un'osservazione che è conferente, legittima, che deve accolta, non si può cogliere perché siamo fuori termine e si deve aprire un nuovo potendo lì 3-6 mesi ogni volta. Quindi per questo motivo sarà dato parere un voto contrario. Mettiamo i voti alla proposta di emendamento. Capogruppo Favaro. Mi permetto di replicare alla risposta del Sindaco, perché il parallelo fatto con le osservazioni che giungono fuori termine mi pare un accostamento improprio, in quanto un conto sono le osservazioni ad un piano urbanistico, un conto sono le proposte di accordo di pianificazione risposta ad un bando, quindi risposta ad una chiamata che fa l'amministrazione, e quindi si presuppone che questo bando, questo avviso pubblico serva a mettere in moto una procedura di confronto concorrenziale. Quindi il paragone, il parallelo va fatto non tanto con le osservazioni ad un piano regolatore, ad una variante urbanistica, ma invece con una procedura simile alla gara d'appalto. Un'offerta che arriva fuori termine di una gara d'appalto non viene presa in considerazione. Così deve essere anche per le proposte che arrivano in risposta ad un avviso pubblico. Questo a nostro avviso. Grazie. Risponde il Sindaco. Beh, per le motivazioni che ho dato noi dissentiamo ad esempio da questa interpretazione. Pensiamo ad esempio, un giorno abbiamo votato ad esempio l'attenzione del Consiglio un accordo procedurale volto alla riconversione alberghiera, no? Arrivano le domande nei termini e ciò
scadenza di termine arriva una domanda che legittimamente poteva essere ricompresa. Dovremmo riaprire i termini, perdendo da 3 a 6 mesi per un procedimento che già ha avuto tutto il suo iter procedimentale solo perché è arrivato in ritardo di un giorno. Ovviamente si andranno a valutare caso per caso se c'è conferenza nella richiesta, se è legittima la richiesta, altrimenti comunque si dà voto negativo, per cui facciamo un voto contrario all'emendamento. Mettiamo ai voti la proposta di emendamento, voti favorevoli, 2 contrari, astenuti, quindi il secondo emendamento viene respinto. Lascio la parola al sindaco con riguardo al terzo emendamento. Allora, sulla competenza da attribuire al Consiglio Comunale e non alla Giunta Comunale anche per quanto riguarda il parere preliminare all'adozione, allora, a parte che gli iter procedimentali che abbiamo analizzato, per chi è già un passo più avanti a noi, vedono tutti il primo filtro da parte della Giunta Comunale, questo per evitare che 10.000 domande possano essere portate all'attenzione del Consiglio in sede di adozione. Bisogna fare assolutamente un filtro all'inizio della procedura, perché altrimenti questo Consiglio Comunale dove poi sarà impegnato a parlare solamente di urbanistica fino alla fine del mandato, cosa che vogliamo assolutamente evitare perché abbiamo 1000 altre competenze anche molto più interessanti dell'urbanistica, per cui mi pare che dopo il primo filtro della Giunta che va a fare una funzione deflattiva su quelle che sono assolutamente inidonee o che sono in contrasto con il fatto di indirizzo politico della Giunta Comunale, il Consiglio Comunale viene comunque interessato per 2 volte da quell'accordo procedimentale, la prima volta in sede di adozione e dopo decorso i termini dei 30 giorni per l'osservazione del piano adottato in sede di approvazione. Quindi mi pare che sia più che sufficiente per i consiglieri comunali di poter esprimere per ben 2 volte qual è il loro pensiero, quindi l'emendamento sarà dato voto contrario anche a questo. Capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente. No, noi invece su questo punto avremmo votato favorevolmente perché a noi sembrava che questa opzione potesse offrire maggiori garanzie di trasparenza anche laddove vi siano delle proposizioni rigettate dalla Giunta. E allora in questo senso forse il passaggio in Consiglio Comunale è eccessivo, ma valutare almeno il coinvolgimento dei capigruppi o delle commissioni nella valutazione preventiva può essere una buona mediazione affinché sia una conoscenza da parte di tutti di quanto delle proposte che vengono almeno presentate all'amministrazione. Ecco, quindi io proporrei di rivedere la questione coinvolgendo magari non il Consiglio Comunale ma la Commissione di competenza e il capogruppo. Grazie. Capogruppo Favaro. Io sono d'accordo sulla revisione dell'emendamento proposta da Capogruppo Miollo, cioè che coinvolgere il Consiglio Comunale e la Commissione competente. Sono d'accordo e ribadisco il fatto che riteniamo che sia un po' tardivo il coinvolgimento, sia molto tardivo il coinvolgimento del Consiglio Comunale quando si arriva a portare l'adozione della variante al piano degli interventi. E a quel punto il percorso è già ormai in via di ultimazione, quindi il Consiglio Comunale non può far altro che prendere atto, ratificare un percorso che è già stato impegnativo sia per gli uffici ma soprattutto per il privato promotore dell'accordo, che ha già dovuto produrre una serie di elaborati tecnici con dei costi, ha dovuto accendere delle revisioni. Pertanto diciamo che a quel punto il Consiglio Comunale non fa altro che dare un avvallo, non succederà che il Consiglio Comunale possa apportare delle modifiche anche migliorative, perché no, non si tratta solo di vederla in termini negativi, ma vogliamo veramente proporre anche con un approccio positivo per contribuire, per collaborare alla formazione di strumenti di pianificazione che alla fine vanno a regolamentare il territorio che è la nostra casa comune di tutti. Per cui ecco, un
nuovo compromesso potrebbe essere quello del coinvolgimento della commissione consigliare per assumere un parere che magari sia un parere però vincolante o comunque un parere consultivo di cui l'amministrazione e poi la giunta si impegna a tener conto. Grazie. Quindi intende sostituire la proposta fatta dal capogruppo Miolo alla proposta di emendamento di prima? Dia lettura del testo, così come modificato. Può essere modificato in questo senso. Per queste ragioni si propone il seguente emendamento. Al paragrafo 4 del procedimento, sotto paragrafo B, valutazione della proposta di accordo, il testo successivamente all'accoglimento della proposta preliminare da parte della giunta comunale sia integrato, sia sostituito con il testo successivamente all'accoglimento della proposta preliminare da parte della giunta comunale previa consultazione della commissione consigliare competente. Lascio la parola al sindaco. Sì, anche nel testo modificato daremo parere contrario, se non altro perché la ratio sottostante è esattamente la medesima che è riflettiva del procedimento. Le rispondo però sull'inciso legato al fatto che il passaggio in commissione o addirittura in terza fase di consiglio comunale sarebbe idoneo per la formulazione da parte dei consiglieri di proposte, suggerimenti, evidenziazioni di criticità o quant'altro. In realtà questo passaggio lo si può benissimo fare da parte dei consiglieri anche di minoranza, proprio quando si è in consiglio comunale in sede di adozione, solo che lì è la sede deputata idonea per fare i suggerimenti, le critiche, le evidenziazioni di criticità, le modifiche. Poi ricordo che chiunque, quindi non solo i cittadini, ma anche chi cittadino e anche il consigliere comunale può fare comunque le osservazioni nei 30 giorni dalla pubblicazione del piano adottato. Salvo poi tornare in consiglio comunale ancora una volta poter presentare richieste di modifiche, criticità, suggerimenti, altri contenuti in sede di approvazione, quindi daremo parere contrario. Mettiamo ai voti la proposta di emendamento numero 3. Voti favorevoli? 4. Voti contrari? Astenuti? 0. Lascio la parola al sindaco con riguardo alla quarta proposta di emendamento. Anche con la quarta richiesta di emendamento sarà dato il parere contrario. È chiaro che ogni qualvolta un regolamento, un accordo, una delibera si richiama implicitamente le disposizioni di legge, non è che per questo le deve richiamare una per una, dovremmo richiamare 200 milioni di norme che vengono in Italia per rendere legittima una delibera. È chiaro che l'elaborato VARS, se è previsto la legge, va prodotto. Se non è previsto la legge, non va prodotto, ma non per questo lo dobbiamo scrivere. Invece mi riporto a quanto detto in commissione dal dirigente urbanistica, l'architetto Furlanito, che lei ha richiamato nel contenuto, perché effettivamente il nostro piano di assetto del territorio è già stato sottoposto alla VAS. E questo comporta che magari in qualche caso tornerà in VAS, ma nella prevalenza dei casi non tornerà in VAS, perché il problema insomma non sussiste. Daremo voto contrario. Mettiamo ai voti la proposta di emendamento. Voti favorevoli? 2. Contrari? Astenuti? Bene, il Consiglio respinge tutti e 4 gli emendamenti. Riapriamo la discussione, torniamo alla discussione sulla delibera. Ci sono interventi? No. Sì, capogruppo Fabro. Per dichiarazione di voto, noi avremmo votato anche favorevolmente qualora vi fosse stata l'apertura della disponibilità da parte della maggioranza ad accogliere i nostri emendamenti, perché l'impianto generale di questo provvedimento è in buona parte condivisibile, con le migliorie che noi ci siamo sforzati di proporre sarebbe stato pienamente condivisibile da parte nostra. Però
anche in maniera secondo noi così non del tutto giustificata, perché quando si dice che non è utile il passaggio in commissione consigliare si manifesta una chiusura da parte della maggioranza, ma da parte soprattutto del sindaco e della giunta, una chiusura che serve a escludere, se non nelle fasi finali, quelle per cui è obbligatorio per legge coinvolgere il Consiglio Comunale, perché se non ci fosse questo obbligo di legge, probabilmente neanche in quell'occasione si coinvolgerebbe il Consiglio, perché si reputa che l'amministrazione del territorio, l'amministrazione della materia urbanistica, come anche di tante altre materie, sia appannaggio esclusivo della maggioranza. No, non è così, non è così. La minoranza è un importante popolo di popolo, ma anche apportare proposte migliorative. Quindi se la maggioranza non ha nulla da nascondere, perché non confrontarsi di volta in volta sui singoli accordi di pianificazione, ma nella fase invernale, nella fase preliminare, non quando si arriva alla fine e i giochi sono già chiusi e belli che fatti. Invece troviamo una chiusura e conseguentemente ci troviamo costretti a esprimere voto contrario su questa delibera. Capogruppo Miolo. Grazie Presidente. No, noi daremo voto favorevole alla delibera, perché secondo noi questa comunque è una delibera che va nella direzione di agevolare il servire e finalmente, promettevo quello che andremo ad argomentare nel punto successivo, finalmente ci sarà uno strumento che sarà in grado di orientare e di dare delle specifiche chiare per quelli che sono accordi tra pubblico e privato. Quindi il senso e il contenuto della delibera è pienamente condivisibile. Resta il rammarico di quello che diceva un po' il consigliere Favaro, cioè si percepisce una certa chiusura da parte della maggioranza a loro condividere temi di natura urbanistica fin dalla loro origine, fino dalla loro arte propositiva con l'opposizione. Questo lascia un po' di amaro in bocca, perché effettivamente il ruolo dell'opposizione non è solo quello di creare delle difficoltà o fare ostruzione a 360 gradi sempre comune, è un ruolo soprattutto propositivo. Quindi il coinvolgimento della Commissione poteva essere davvero una buona occasione per avere un confronto preliminare e già arricchire la discussione e gli argomenti poi da portare in seno al Consiglio. Questo dal mio punto di vista, contrariamente a quanto alla visione che abbiamo preso del sindaco, snellisce l'attività del Consiglio Comunale, non è che la rallenti, ci sarà da lavorare un pochino di più nelle commissioni, ma poi alla fine quando si arriva in Consiglio Comunale si arriva con delle idee molto più chiare. Però il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? 2. Astenuti? 0. Il Consiglio approva. Mettiamo i voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? 14. Contrari? 2. Astenuti? 0. Il Consiglio approva anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al 10° punto all'ordine del giorno. Accordo di pianificazione tra il Comune di Carole e la ditta Carole Investimenti SRL per l'attuazione di un intervento in zona C239, ulteriore proroga tempi di attuazione. Relazione al sindaco. Chiedo la parola. Prego. Grazie. Il gruppo Liberi e Trasparenti, rispetto a questo punto all'ordine del giorno, presenta la seguente questione pregiudiziale. Premesso che, chiedo una volta al signore, premesso che in data 22 dicembre 2013, allora sindaco Striuli convocò presso il municipio i consiglieri Commisso, Bolin e Favaro per comunicare loro che aveva ricevuto delle minacce di morte rivolte a lui e alla sua famiglia, nonché ai consiglieri Bolin e Favaro e alle loro famiglie, e che tali minacce erano finalizzate a ottenere la cancellazione dal nuovo programma amministrativo
del punto relativo alla revisione dell'intervento urbanistico del cosiddetto Villaggio delle Terme. Il giorno successivo, 23 dicembre 2013, il sindaco Strioli, durante il Consiglio Comunale, propose lo stralcio dal programma del punto relativo al Villaggio delle Terme, giustificando tale richiesta come un possibile rischio di causa di risarcimento del danno da parte del privato e negando di aver ricevuto minacce. Il sindaco Striuli è stato indagato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste per il reato di falsa testimonianza al pubblico ministero, avendo egli negato di aver comunicato le riferite minacce. Il sindaco Striuli in questi anni non ha mai voluto raccontare pubblicamente la verità, ma al contrario si è sempre nascosto dietro il segreto istruttorio e alla luce di un tanto il comune di Cavo è stato sospeso da avviso pubblico, la rete degli enti locali contro le mafie. Ancora oggi il sindaco Strioli si sottrae al dovere di dire la verità, in spregio al diritto dei cittadini di Cavo di conoscere la realtà dei fatti. Alla luce delle vicende qui ricordate, il sindaco Strioli potrebbe essere tuttora sotto minaccia e pertanto la sua azione amministrativa sul tema specifico dell'intervento in zona C239 rischia di essere viziata da questa condizione, subordinando l'interesse e il bene della nostra città ad altri interessi. Durante l'ultima campagna elettorale i candidati sindaco hanno sottoscritto il documento proposto da Lega Ambiente contenenti impegni per un'azione amministrativa all'insegna della legalità e della lotta alle infiltrazioni mafiose. Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento del Consiglio Comunale, pongono la seguente questione pregiudiziale. Le considerazioni esposte in premessa costituiscono motivazioni sufficienti per ritenere che il sindaco Strioli sia, allo Stato, incompatibile rispetto alla discussione e alla votazione della proposta di delibera avente ad oggetto accordo di pianificazione tra il Comune di Cavo e la ditta Cavo Investimenti SRL per l'attuazione di un intervento in zona C239. Ulteriore proroga tempi di attuazione. La stessa incompatibilità e la stessa questione pregiudiziale valgono pure per il vice sindaco commisso. Si chiede pertanto che non sia discusso l'argomento di cui al punto 10 dell'ordine del giorno e che sia conseguentemente ritirata la proposta di delibera. Grazie. Lascio la parola al sindaco. Allora, la questione pregiudiziale sarà rigettata. Preciso che non sono sotto minaccia da nessuno, non sono mai stato minacciato, men che meno in relazione al fatto che lei ha citato, ho ricevuto delle minacce successivamente, ma non c'entra nulla con quello che dice lei. Lasciamo che la magistratura faccia il suo lavoro su eventuali indagini in corso, anzi questo è un buon lavoro della magistratura. Intanto noi ci occupiamo di amministrare il paese, visto che il popolo di Cavo e i cittadini ci hanno dato l'investitura. Quindi, capogruppo Fabio. Caro sindaco Strioli, lei qui dice di non aver mai ricevuto minacce, però deve allora spiegarci perché ci ha raccontato il contrario la sera del 22 dicembre 2013 alla presenza anche dell'attuale vice sindaco Giovanni Commisso. E vabbè, sappiamo che lei continuerà a negare imperterrito e non conosciamo i motivi di questo suo atteggiamento, di questo suo comportamento. Resta il fatto però che questa sera, e qui voglio lanciare un appello ai consiglieri di tutta la maggioranza, in particolare di quei consiglieri che siedono per la prima volta in questo Consiglio Comunale, e mi riferisco a Evaristo Tamassia, a Filippo Bortolussi, ad Andrea Massaro, a Lorenza Vanzan, in modo particolare a Giacomo Capiotto, tutte persone che io reputo essere persone per bene, vi reputo persone per bene, e credo che Andrea Massaro, invece di essere qui a raccontare barzellette, forse se lei
lei portasse un po' più rispetto, dopo gruppo Paolo, o dice i cognomi di tutti quanti, se vuol dire che quelli da lei nominati sono delle brave persone, gli altri non nominati sono dei disonesti, anche se non siamo mai stati seduti in questo consiglio. Vi riferisco per esempio il consigliere Barbaro. Allora, o dice le cose come sono per tutti, se no... Ho detto, ripeto quanto ho detto, mi riferisco in modo particolare a tutti i consiglieri della maggioranza che siedono per la prima volta in questo consiglio comunale. In modo particolare ho fatto i nomi di 5 consiglieri. Ha fatto bene. Bene, ho detto però, ho premesso che mi rivolgo in modo... Per cortesia, finisca quello che mi stava dicendo. Ho detto che mi rivolgo in modo particolare ai consiglieri. Rivolgo in modo particolare ai consiglieri della maggioranza, in modo particolare a coloro i quali siedono per la prima volta, e quindi mi pare che sia anche il caso suo, consigliere Barbaro, anzi assessore Barbaro, quelli che siedono per la prima volta in questo consiglio comunale, e ho fatto i nomi di 5 perché ho voluto chiamare in causa tra tutti, in modo particolare 5 consiglieri della maggioranza. E perché, se mi permettete di finire il ragionamento, perché chiamo in causa i consiglieri della maggioranza? Perché ritengo che questo di questa sera, quello di questa sera, sia un passaggio fondamentale. I cittadini che gli hanno dato la fiducia, ve l'hanno accordata perché hanno giudicato il vostro contenuto etico di persone degne di fare il bene di carne. Ora, voi vi trovate nello scrivere questa questione pregiudiziale. Non l'abbiamo fatto tanto per noi, perché le nostre posizioni sono già note e non possono che essere confermate. Noi abbiamo voluto proporre questa sera questa questione pregiudiziale anche per mettere davanti a voi una via d'uscita rispetto ad un percorso che vi può trascinare nel baratro. C'è qualcuno che attraverso il vostro appoggio può trascinare nel baratro la stessa nostra città di Cavour. Quindi vi chiediamo di valutare con estrema attenzione quanto state per fare, perché non vale poco dire beh, ma stiamo ereditando un accordo che è stato approvato per la prima volta nel 2007 da altri consiglieri. Mi pare che non ci sia nessuno di quei consiglieri che siede ancora qui in questo consiglio. Ma poco conta questo, perché questa sera nel rinnovare questo accordo lo fate proprio, lo fate vostro, lo approvate come se fosse la prima volta. E quindi mettetevi veramente una mano sulla coscienza. Il fatto che, perché conosco le giustificazioni già presentate dal sindaco più volte, il fatto che si dica ma siamo costretti a rinnovare questo accordo, abbiamo le mani legate perché questo accordo è stato scritto in modo tale da non poter più tornare indietro, altrimenti si rischia una causa per danni. Bene, allora io dico, se questo è vero, perché questa amministrazione, viste anche le circostanze, viste quanto si legge sulla stampa in questi giorni, perché questa amministrazione non adotta un principio di precauzione tale per cui si sospende tutto e si chiede un parere legale non tanto agli uffici, quanto, per carità, rispettabilissimo il parere degli uffici. Io ho chiesto copia del parere dato, sono 3 righe. Non si può liquidare in 3 righe una questione così complessa. Allora chiedo, se l'amministrazione vuole fare veramente il bene della città, chiedo che un parere sia chiesto a dei tecnici, a chi ha una grande competenza in tema di diritto amministrativo, in tema di diritto urbanistico, per verificare quali effettivi rischi corre l'amministrazione a non rinnovare questo accordo. E quindi, in via precauzionale, proprio per questo motivo che noi mettiamo davanti questa questione pregiudiziale, per portarvi a ritiro la speranza che venga accolta dalla maggioranza, per chiedervi che questo punto venga ritirato e quindi vengano fatte tutte le valutazioni del caso. Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miodo, prego. Grazie Presidente. Interventi sulla questione pregiudiziale ovviamente. Sì, no, certo, se no diamo lettura della delibera.
No, sulla questione pregiudiziale, condivido un po' una sorpresa questa presentata dal consigliere, però condividiamo anche noi un pochino la necessità di valutare attentamente il fatto di sospendere questa argomentazione fino al momento in cui non possiamo tutti quanti avere degli strumenti di valutazione che siano degli strumenti di valutazione un pochino più approfonditi e concreti, a fronte proprio della questione posta subito del fatto che ci viene detto che se questo accordo di pianificazione non viene protratto, questo comporta una catastrofe dal punto di vista economico per il comune di Caoli. Cioè, come dire, siamo in scacco a fronte di scelte perpetuate da altre amministrazioni in altri tempi su una progettazione, ma qui mi fermo, ma su una pianificazione, su una progettazione che è vetusta. Perché noi questa sera siamo chiamati a votare, a reiterare un accordo che ha più di 10 anni. È cambiato il mondo da allora, quindi condivido la proposta del consigliere Favaro. Grazie. Grazie. Lascio la parola al sindaco. Parto da quest'ultimo inciso al capogruppo Miolo, perché merita magari un approfondimento di tipo diverso. Capogruppo Miolo, lei magari è nuovo in questo consiglio comunale, non avendo mai assistito ai precedenti consigli comunali, in modo particolare quelli richiamati dal capogruppo Favaro, non ha avuto il modo di sentire direttamente qui il tenore e il contenuto della discussione che c'è stata e le dichiarazioni rese. Lasciamo perdere le dichiarazioni alla stampa, non entro più nel merito di quello che dice la stampa, perché sappiamo che è sempre fuorviante, prende quello che gli interessa, aggiunge quello che gli interessa, è importante fare notizia, cambiare il titolo rispetto al contenuto. Ecco, io alla stampa su questa cosa non rispondo più, perché ogni volta che ho risposto hanno comunque scritto sempre solo quello che volevano. Ma ripeto, lei è nuovo, magari non ha avuto neanche il tempo di leggersi le delibere, perché come giustamente osservate, questo parte da lontano, parte dal 2007, e siamo arrivati avanti con tutta una serie di atti, tra cui un atto del commissario straordinario. Se avesse letto quelle carte, in modo particolare la delibera 3 del 2007, ma poi ne parleremo in sede di discussione della delibera, avrebbe visto che riferimento a progettazione, non c'è nessun progetto. Quel progetto che voi avete trasmesso alla stampa, perché immagino avete fatto voi di minoranza le dichiarazioni, non è un progetto. Comune di Caoli non c'è nessun progetto. Il progetto l'avete probabilmente estrapolato dal sito internet del progettista della Caoli Investimenti che ha pubblicato un progetto qualche anno fa, ma quello lì non è gli atti del Comune di Caoli. Allora diamo alle parole il loro senso corretto, non parliamo di progetto perché non c'è un progetto. Questa sera il Consiglio Comunale non è chiamato a trovare un progetto, è chiamato, come avete visto in Commissione, a prorogare la delibera. Ma è una proroga diversa rispetto a prorogare l'accordo convenzionato, una proroga diversa rispetto a quella proroga che è stata data da ultimo dal commissario in precedenza dei consigli comunali che sono alternati nel 2007. Ma di questo parleremo dopo in sede di discussione della delibera. Rispondo anche al capogruppo Favaro. Io credo, capogruppo Favaro, che al di là del solito veleno che lei mette nelle dichiarazioni, della cattiveria che lei ha nei miei confronti, nei confronti di chi è governo del territorio, che evidentemente lei aveva fatto dell'odio ma per ragione di vita, perché sennò io assolutamente non riesco a giustificare quell'odio che lei manifesta e trasmette ogni volta. Vabbè, comunque è un problema suo, non è un problema nostro. Io credo che lei, al di là di essere un abile attore di teatro, sia anche in malafede. Ma su questo concetto della malafede parliamo dopo della delibera. Adesso chiederei al Presidente se non ci sono altri interventi di mettere al voto sulla questione pregiudiziale intanto. Capogruppo Miolo. A titolo personale ho avuto modo di assistere anche alle consigli comunali e anche di leggere le delibere. Su questo poi magari chiederemo conforto anche al vice sindaco che a quelle delibere era presente, e chiederemo magari anche un parere sul punto a lui, visto che era contrario, è stato contrario su tutte le delibere fino ad oggi, e oggi probabilmente, anzi sicuramente sarà favorevole. E per quanto riguarda la progettazione non volevo essere frainteso, volevo semplicemente porre l'attenzione
convenzione sul fatto che la mancanza di progettualità a livello di una sottoscrizione di una convenzione è un fatto pazzesco. Cioè ci stanno dicendo, sono 10 anni che stiamo parlando di 240.000 metri cubi e non abbiamo un progetto, non abbiamo niente da valutare. Ci stanno dicendo che stanno valutando, siamo chiamati a valutare una sottoscrizione di una convenzione basata sui numeri e sul retino. Un retino sottoscritto 240.000 metri cubi. Questo stanno chiedendo. Quindi andiamo avanti con la delibera, che così penso che questo potrà aprire, diciamo, termini di argomentazione più ampi. Semplicemente per rispondere velocemente a quanto detto dal sindaco. Guardi sindaco, io non ho nessun odio nei suoi confronti o nei confronti di nessuno dei componenti della maggioranza, anzi, sa cosa le voglio dire? Che io le voglio, nonostante tutto, le voglio bene e penso che lei si sia infilato in un brutto guaio. Nonostante tutto lei non si merita. E poi rispetto alla mia qualità di attore, di solito gli attori sono coloro i quali recitano una parte. Io sono semplicemente me stesso perché abbiamo sempre raccontato le cose come stavano. Forse è un attore chi racconta, mistifica i fatti e racconta una versione che non è attinente, collegata alla realtà. E forse questa dote di attore, forse sarà una formazione professionale, non lo so, questa dote di attore io la attribuisco più a lei che a me. Grazie. Consigliere Conte? Grazie. Allora, a differenza degli altri consiglieri che probabilmente parleranno, quindi sono inesperta, ho avuto semplicemente modo di leggere oggi la convenzione molto di 3 pagine. Quindi mi associo in qualche modo alla richiesta del consigliere Favaro per la valutazione da parte di un legale esperto. Non mi ritengo tale, perché non faccio diritto amministrativo, però leggendo la stessa convenzione non vedo penali, non riesco a capire su quale attività, quale azione di risarcimento danno potrete fare la causa investimenti. Anche perché ho ravvisato alla fine una clausola arbitrale, per cui mi associo a tale richiesta al fine che la minoranza, anche la minoranza, perché possa in qualche modo portare un apporto tutto al Consiglio, cioè non necessariamente, siamo necessariamente costretti a votare favorevole. C'è un motivo comune per raggiungere un obiettivo di risolvere una situazione in modo tale che la cittadina di Cave possa avere dei vantaggi rispetto anche all'opinione pubblica, e io sono favorevole, quindi mi associo al richiesta del parere legale. Sindaco? Sì, rispondo a questo intervento del consigliere Conte. Permetta di dissentire dall'affermazione relativa al fatto che siccome c'è la clausola arbitrale allora non siamo in causa, e nel senso di causa ordinaria davanti alla magistratura ordinaria, ma sappiamo benissimo che la clausola arbitrale porta alla giustizia privata e anzi è molto più veloce di una causa, un contenzioso in causa ordinaria. Non per questo il privato, se i presupposti e il diritto da far accertare, non possa chiedere risarcimento del danno, nella misura che poi io. Per cui non credo che il richiamo alla clausola arbitrale sia assolutamente pertinente. Poi rispetto al parere legale, no? Allora è argomento dopo di discussione, ma mi dice una cosa. Ho sentito dire da capogruppo Favaro che bisogna acquisire un parere legale da un avvocato esterno che sia esperto, perché il parere reso dal dirigente dell'umanistica, perché di questo stiamo parlando, e dal segretario comunale, perché di questo stiamo parlando, non è competente. Cioè, francamente, fosse il segretario dirigente, vi farei denuncia per ingiuria aggravata, visto che è stata resa il Consiglio Comunale, però insomma, quello fanno quello che riteranno di fare. Chiedo al Presidente di mettere i voti alla pregiudiziale. Sarebbe gente venuto 2 volte, per cui... Per questo personaggio che il sindaco evoca
una causa nei miei confronti da parte del segretario del dirigente urbanistico. Io ripeto quanto ho detto, il parere reso dagli uffici è un parere rispettabilissimo, però a mio modesto avviso, non essendo un tecnico della materia, io credo che non si possa liquidare il treni, non sia, io se fossi un amministratore non mi accontenterei, pur dando per scontata la qualificazione e la competenza delle persone che firmano, dei dirigenti che firmano i pareri sulle materie di competenza comunale, non mi riterrei sufficientemente affrancato, perché stiamo parlando di un intervento complesso, un intervento che mette in atto importanti trasformazioni del territorio, un intervento che vale 200 milioni di euro e quindi un supplemento di istruttoria che manda in causa anche un consulente esterno, come è successo in altre situazioni nella vita amministrativa di questo comune, senza per questo dimostrare di non avere stima e di non avere in conto la competenza degli uffici comunali, però si può, ed è normale che accada, si può anche invocare la consulenza di un tecnico esterno, e questo mi pare che in questa situazione ci siano tutti gli estremi per adottare questa precauzione. Grazie. Concludo il sindaco e poi mettiamo ai voti la questione pregiudiziale. No, io sono stupito, devo dire, da quello che lei dice davanti al Consiglio Comunale. Stupito perché se i pareri resi dai dirigenti e dal segretario comunale ogni volta dovessero essere affidati a un avvocato esterno, a parte Dio solo sa quanti soldi dovremmo spenderci per questa cosa a cui lei tiene, quella della Corte procedimentale 139, ma se ogni volta dobbiamo fare questo percorso, Dio santo, ma quanti soldi dobbiamo fuori, quanti anni dobbiamo perdere per portare a casa un accordo procedimentale, provarlo anche rigettarlo? Cioè è inammissibile una cosa, ma io vi faccio notare una cosa. Ma secondo lei, se il parere del segretario non valesse niente e il parere del dirigente non valesse niente, a novembre dello scorso anno, perché il commissario straordinario, dottoressa Burman, ha approvato la proroga anche lei? Perché l'avrebbe fatto? Se fossero stati legittimi, non sufficienti, non pertinenti questi pareri, il commissario avrebbe censurato, fermato, azionato un consulente esterno come vorrebbe lei, invece ha prorogato, e nella motivazione non si legge, come voi avete dichiarato ai giornali, che il commissario proroga, perché bisogna aspettare che arriva la nuova amministrazione. No, il commissario proroga perché è un atto dovuto, ne parliamo dopo di questo, è un atto dovuto in conformità a quello che ha dichiarato il dottor Nobile e l'architetto Fulaneto, è un atto dovuto sotto pena di risarcimento del danno per risoluzione contrattuale. Le posizioni mi sembrano abbastanza chiare, passiamo ai voti. Mettiamo ai voti la questione pregiudiziale, voti favorevoli? 4. Voti contrari? Astenuti 0, quindi la questione pregiudiziale è respinta. Passiamo ora alla delibera e relazione al sindaco. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 22 gennaio 2007 è stata approvata la proposta di accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004 al Comune di Caule e alla società Caule Investimenti SRL per l'attuazione dell'intervento denominato Zona C239 relativo alle aree ex villaggio Costa Verde Caule Capoluogo e alle aree sottostanti interessate alla trasformazione urbanistica convenzionata in data 17 settembre 1984 già dalla società Savapi SS. Ai sensi dell'articolo 3 bis della bozza di accordo allegata alla deliberazione sopracitata è stato previsto che il Comune si impegni a porre in essere le procedure necessarie affinché le previsioni urbanistiche diventino a ogni effetto esecutivo ed efficaci entro il 31 dicembre 2007, prevedendo la facoltà delle parti di prorogare la validità dell'accordo. In base alle disposizioni stabilite dalla legge regionale 11 del 2004 in materia di pianificazione comunale, le condizioni di esecutività ed efficacia delle previsioni ricomprese all'interno di un accordo di pianificazione assumeranno validità solo una volta recepite all'interno del piano degli interventi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 93 del 23 dicembre 2008, il suddetto accordo è stato riapprovato e il termine temporale previsto dall'articolo 3-bis è stato prorogato al 31 dicembre 2011. In data 24 novembre 2010 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione di accordo, giusto repertorio numero 2624 del notaio Tiziana dalla Porta di San Stino di Livenza. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 31 gennaio 2013 è stata approvata la modifica all'articolo 3-bis e tempi di attuazione dell'accordo di pianificazione, prorogando i termini di validità di 2 anni dalla stipula della Convenzione, che doveva avvenire entro il termine perentorio del 24 novembre 2013. La modifica della Convenzione è avvenuta con atto repertorio numero 90 del notaio della Porta di San Stino di Livenza in data 20 novembre 2013 e pertanto la scadenza dei termini per porre in essere le procedure doveva avvenire il giorno 20 novembre 2015, 2 anni dal 20 novembre 2013. Con provvedimento della provincia di Venezia, in data 11 novembre 2013, è intervenuta da parte della conferenza dei servizi l'approvazione del piano di assetto del territorio del comune di Caorle. In data 8 marzo 2014 il patto è entrato in vigore. Con delibera del commissario straordinario, dottoressa Bruna, nelle funzioni del Consiglio Comunale numero 48 del 17 novembre 2015, è stata approvata un'ulteriore modifica all'articolo 3-bis, tempi di attuazione dell'accordo di pianificazione, prorogando i termini al 20 novembre 2016. La modifica alla Convenzione è avvenuta con atto repertorio numero 1332 del notaio della Porta di San Stino di Livenza del 20 novembre 2015. Dato atto che con nota protocollo numero 17.965 del 31 maggio 2016, la ditta Caos Investimenti SRL ha richiesto il recepimento all'interno del piano degli interventi dei contenuti dell'accordo di pianificazione a suo tempo approvato, allegando la documentazione tecnica prevista. Dato atto che conseguentemente a tale produzione documentale l'amministrazione comunale è tenuta a dare seguito al procedimento di adozione di una specifica variante al piano degli interventi sulla scorta dei contenuti dell'accordo di pianificazione. Vista tuttavia la nota del sindaco di Caorle, protocollo numero 31.933 del 13 ottobre scorso, con la quale è stata individuata l'opportunità di proporre alcuni approfondimenti alla luce delle mutate situazioni economiche generali, in particolare auspicando una revisione della volumetria prevista, in linea con i principi ispiratori del PAT e delle politiche assunte da questa amministrazione, che considera la destinazione alberghiera strategica per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città, vista la nota della Caos Investimenti SRL pervenuta in data 10 novembre scorso, protocollo numero 35.309, la quale, al fine di aderire alla richiesta formulata dall'amministrazione comunale, è stata richiesta una proroga di anni 1 dei termini relativi ai tempi di attuazione dell'iniziativa, ritenuto in ragione di quanto sopra esposto di concordare una proroga di anni 1 dei tempi di attuazione previsti nell'accordo, ovvero fino al 20 novembre 2017, al fine di consentire la ridefinizione dei contenuti dell'accordo nell'ottica di proseguire nuove opportunità di sviluppo, nonché un miglioramento della qualità dell'offerta turistica nell'interesse del comune di Caorle, valutato l'interesse pubblico sotteso alla proroga di cui trattasi e in relazione alla complessità della fase istruttoria secondo i moderni processi urbanistici delineati dalla legge regionale 11 del 2004, tanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Di approvare per quanto sopra esposto la modifica dell'accordo di pianificazione tra il Comune di Caorle e la società Caorle Investimenti SRL per l'attuazione degli interventi in zona 539 sottoscritto in data 24 novembre 2010, repertorio numero 2624 del notaio della Porta di San Stino di Livenza e successive proroghe, di cui da ultima quella in data 20 novembre 2015, repertorio numero 1332 del medesimo notaio, modificando l'articolo 3 bis come segue: tempi di attuazione. Il Comune si impegna a porre in essere le procedure necessarie affinché le previsioni urbanistiche sopra descritte, relative agli impegni assunti del Comune in sede di redazione del PAT,
diventi una loro effetto esecutivo efficaci con esonero di responsabilità nel caso in cui enti sovracomunali ponessero divieti e o vincoli tali da rendere inapplicabili le procedure di cui sopra entro non oltre il 20 novembre 2017. Di demandare al dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico il compito di sottoscrivere l'ulteriore appendice di convenzione di adeguamento anche sotto forma di scrittura privata. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? No? Capogruppo Miollo? Grazie Presidente. Allora, io vorrei dire una cosa subito. Noi come gruppo siamo favorevoli ai contenuti della Convenzione nella misura in cui la Convenzione prevede la realizzazione di un beneficio collettivo così come è stato delineato. Quindi vorrei che in qualche modo voglio offrire un contributo per rendere più sereno questo confronto. Vorrei anche dire che una telefonata che ho avuto ieri con un giornalista non ho dato nessun tipo di documentazione o di progetti o quant'altro ad alcun giornalista. Però vorrei un attimino fare il punto di dove siamo arrivati, perché capita che il 13 settembre leggiamo un articolo sul giornale in cui il sindaco dichiara cercherò comunque di concordare con la società delle riduzioni di cubatura e degli spostamenti delle volumetrie. Questo su un articolo di Riccardo Coppo portante il titolo "Perle qualcosa si muove", dove sostanzialmente si dice cominciano i lavori di trivellazione per la ricerca termale e c'è questa dichiarazione del sindaco. Ora, a fronte di questa dichiarazione del sindaco, per cui viene alla luce, almeno insomma, il tema per cui siamo prossimi ad una scadenza, abbiamo proposto un'interrogazione urgente sul tema, chiedendo sostanzialmente al sindaco se non ritenesse necessario far convocare urgentemente una specifica commissione allargata di capigruppo al fine di affrontare immediatamente la questione in oggetto, quindi approfondendo i termini della convenzione in essere con la società Caro Investimenti e verificare assieme ai tecnici comunali i contenuti per eventuali osservazioni, proposte o modifiche da fare a questa convenzione. E se non ritenesse il sindaco successivamente di convocare in tempi brevi anche un apposito consiglio comunale per cercare di approfondire con l'unico scopo di fare chiarezza, di dare delle risposte ai cittadini nella sede appropriata che è il consiglio comunale su una questione che è una questione che non appare propriamente così chiara, almeno nei confronti che si hanno in piazza. Chiediamo quindi quali sono le reali intenzioni di questa amministrazione e di questa giunta anche rispetto agli impegni presi. Chiedevamo insomma di fare un po' di condividere il tema e di portare questa questione, diciamo, alla luce. Ora, questo veniva chiesto il 14 settembre, viene data risposta il 14 ottobre, un mese dopo, dicendo al momento attuale non esiste alcun procedimento che viene a rivedere la cubatura e da spostare le volumetrie. Questo è il 14 ottobre 2016. Poi si apre, apprendiamo sempre dai giornali che accade che 4 onorevoli facciano un'inchiesta parlamentare, ok? Quindi si sprecano articoli sui giornali. Io sono della stessa opinione sua, sindaco, bisogna sempre prendere molto con le pinze gli articoli sui giornali. Certo, mi fa male vedere associato il nome di Caorle a 'ndrangheta, camorra, cose di questo tipo. Credo che non giovi a nessuno. In questo senso andava la richiesta nostra di condividere, di cercare di trovare, come dire, un punto di condivisione prima, perché sarebbe stato bellissimo arrivare oggi qui ed avere un punto condiviso e votare all'unanimità un tema come questo. Sarebbe stato bellissimo poter votare tutti insieme, coinvolti, un tema di queste dimensioni. E invece apprendiamo dalla stampa termini di cavo nelle mani della camorra, cade l'inchiesta che scotta,
l'invaso delle terme e della delle posizioni contro, insomma una serie di cose che non fanno bene alla nostra città. Noi quindi quello che chiediamo, che chiedevamo, era chiarezza, era diteci che cosa sta accadendo, anche perché molti di noi effettivamente non c'erano a quei consigli comunali, non erano parte in campo, chiedevamo chiarezza. Accade quindi che dopo la risposta del sindaco, il 6 novembre, accade questa interpellanza del 4, c'è tutta questa, come dire, forte accelerazione mediatica. Arriviamo al 10 novembre in cui andiamo in commissione, quindi stiamo parlando dell'altro giorno, dove uno dei temi proposti è quello che è all'ordine del giorno di oggi, quindi la proroga dei termini della concessione. Allora qualcosa deve essere accaduto dalla risposta del 14 ottobre al 10 di novembre, quando arriva la commissione in cui ci viene detto è una buona opportunità questa della proroga, perché pare che da parte della Camera investimenti ci sia la volontà di rivedere, di sistemare le volumetrie, cioè di riaprire un dialogo che sia migliorativo rispetto ad una previsione di sviluppo urbanistico, ripeto, di 10 anni fa, prevedeva probabilmente in condizioni di mercato che oggi non ci sono più, anzi sicuramente in condizioni di mercato che oggi non ci sono più, la previsione di una caratura volumetrica molto importante. Quindi arriviamo alla Commissione cercando di discutere questa cosa. In Commissione si è chiesto, ma portate in consiglio, ho chiesto, insomma, portiamo in consiglio comunale i famosi progetti, cioè fateci vedere di che cosa stiamo parlando, davvero lo chiedevo. Apprendo in quella sede che progetti non ce ne sono. Mi viene detto, guarda che progetti non ci sono dei progetti, e questo l'avevo capito leggendo la documentazione delle delibere, c'è un regolamento tecnico, c'è delle norme tecniche che sono allegate alla convenzione, ma un progetto vero e proprio non c'è. È stato ripetuto quello che il sindaco ci ha anche appena detto, cioè tutto quello che vedete sui giornali non compare negli uffici comunali. Quindi chiedo, ma che cos'è che compare negli uffici comunali? Compare sostanzialmente una cosa che è supportato, oltre alla normativa tecnica di riferimento, da uno schemino o più di uno schema in cui si varia una porzione di area con un retino e si dice che in quel retino verranno calate queste volumetrie ripartite così come è descritto poi nella delibera, quindi con anche notevoli benefici di natura collettiva, perché stiamo parlando di un esercizio termale che da 50 anni che poi culturale, 50 anni probabilmente di gestione della parte loro viene ceduta, si parla della nuova proprietà, qui sarebbe da approfondire qualcosa, ma viene poi ricevuta al comune, quindi finalmente avremo le terre, dico finalmente perché le auspico. Si parla di un altro tema importantissimo che è il tema dell'edilizia convenzionata, 30.000 metri cubi di edilizia convenzionata, bellissimo, finalmente dopo tanti anni riusciamo a dare una risposta di avere un accesso alla casa, ai ragazzi che si vogliono sposare, alle famiglie, con un'opportunità di non dover corrispondere a quelle che sono le esigenze del libero mercato e quindi cambieranno i prezzi dell'acquisto della casa. Bene, ma dico, ma tutto questo, che in linea teorica è bellissimo, traduce cosa? Traduce dei numeri. 240.000 metri cubi. 240.000 metri cubi sono tantini. Capisco di non rendere omaggio alla professione che faccio esprimendo in maniera così approssimativa. Cioè, parliamo di veramente un'operazione che cambia notevolmente il volto di questo territorio, nel bene, nel male. Non ho pregiudiziali, non le ho, semplicemente dico una cosa: è possibile che dopo 10 anni di convenzioni che vengono riesumate, riposte in vita, nessuno abbia sentito l'esigenza di chiedere alla Camera investimenti, ma scusa, facci vedere oltre alla normativa tecnica di attuazione
un progettino giusto per capire qual è l'impatto che ha questo volume a livello territoriale. No, non c'è nulla. E quindi di cosa si è parlato fino adesso? Si sono firmati delle cambiali un po' così, al buio. Diciamo, si è detto si fa una progettualità, ma se la progettualità viene fatta bene, se viene fatta male, non c'è scritto niente di tutto questo. C'è scritto che il comune avrà la sorveglianza su quanto verrà realizzato, ma non si vede nulla. No, ora siamo in un'epoca in cui la tecnica fortunatamente ci fornisce di strumentazione, per cui non è poi così difficile fornire questo tipo di documentazione. Quindi quello che si chiedeva, io sono rimasto veramente allibito quando mi si dice non abbiamo niente, ma allibito perché dico ma di che cosa abbiamo parlato in tutti questi anni? Numeri, solo di grandi numeri, si traducono in qualcosa che può essere bello, può essere non si sa. Vabbè, comunque questa sera siamo oggi qui chiamati a non entrare nel merito dei progetti che non ci sono, a dare un voto sulla delibera che può essere riportata ancora in esercizio. Allora dopo capiremo meglio dal sindaco quali sono i rischi a cui ci esponiamo, rischi reali, l'ho detto in premessa prima. Però insomma, dico, ma intanto a prescindere da quello che leggo sui giornali, io non sono un inquirente, non faccio il magistrato, non mi interessa farlo, per cui non è che abbia voglia di andare a capire tante cose, fare l'esame del sangue degli interlocutori. Ma perché abbiamo sottoscritto tutti quanti candidati sindaci un impegno di trasparenza e di chiarezza? Noi dobbiamo assolutamente rispettare quell'impegno e quel vincolo che abbiamo preso come cittadini di trasparenza e di chiarezza. E quel vincolo di trasparenza e di chiarezza impegnava i candidati sindaci, quindi il sindaco, ma anche quelli che oggi stanno a sedere qui nei banchi dell'opposizione, perché anche se non ho vinto le elezioni mi sento altrettanto responsabilizzato, a capire con chi andiamo a fare questi tipi di accordi. Allora, dico, me il signor Casella, tanto citato sui giornali, è un imprenditore come un altro, che non ho modo di poter immaginare e ipotizzare nulla di quello che i giornali lasciano di intendere. A caso di investimenti, la mia domanda, oggi è un soggetto interlocutore che ha le spalle grosse per poter essere veramente un partner su un'avventura di questo tipo? Parlava prima il consigliere Paolo di 200 milioni di investimento, io non ho queste cifre, ma comunque sono cifre esorbitanti. Allora, stiamo andando a dialogare con una SRL, una società a responsabilità limitata, apprendiamo dai giornali che poi il sindaco ci dirà, perché sicuramente avrà fatto degli approfondimenti in questo senso, che ha dei debiti nei confronti del comune di Carlo per 190.000 euro di tasse non pagate, e noi abbiamo paura che un SRL che non paga 190.000 euro, correggerete se sbaglio per la voce dei giornali, il comune di Carlo ci faccia un'azione e con le gambe per la coda ci impauriamo perché questi ci intentano una causa legale. Non lo so, approfondiremo, spero che sia stato fatto un approfondimento in questo senso per avere delle garanzie. Su che cosa? E concludo perché credo di essere un po' compromesso, ma delle garanzie su che cosa? Le terre le vogliamo tutti, e le case di edilizia convenzionata le vogliamo tutti. L'unica cosa che noi non vogliamo è che si crei un cantiere che rimanga un cantiere a cielo aperto, quindi vogliamo che ci siano delle formule di garanzia per evitare che si possa verificare, perché il mercato non incontra più la domanda, si possa verificare di impiantarci con un contratto che ci espone a deturpare il nostro territorio senza sufficienti formule di garanzia. Su questo mi piace chiamare l'attenzione, senza voler lasciare di intendere alcunché, ma ponendo solo l'attenzione sul fatto che stiamo discutendo con una mezza discutente. Sì, ecco, che mi dicono avere anche il senso negativo. Vabbè, questi saranno approfondimenti che se l'amministrazione non ha fatto, chiedo che vengano fatti, perché insomma, almeno con chi ci andiamo ad impegnare. Quindi si chiedeva cosa? Chiarezza, che adesso vedremo, e di vedere progetti che abbiamo scoperto non
esserci su una convenzione vecchia di 10 anni, e su tutto questo avrei piacere di sentire da quella del sindaco anche la voce del vice sindaco, che come dicevo prima, io non è che lo delibere, il vice sindaco ha sempre votato contro, quindi forse nessuno più di lui potrà convincerci delle buone ragioni invece per rivedere anche la nostra posizione e portarci a comprendere che è in caso sostenere questa delibera. Io mi preoccupavo che ho preso anche troppo tempo, mi scuso del tempo che ho preso, grazie. Altri interventi? Capogruppo Favaro. Grazie Presidente. Mi allaccio all'intervento che condivido, che salvo alcune precisazioni che farò, l'intervento fatto dal capogruppo Miolo, al quale dico che i numeri che ho citato circa le dimensioni dell'operazione economica non sono numeri che io attingo da fonti riservate, sono numeri che trovo nella delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 2007, tra i cui allegati c'è un allegato con 4 pagine di tabelle che raccontano i valori dei vari beni che si vanno a costruire, che si vorrebbero realizzare in quel compendio. Alla fine si arriva ad un valore complessivo dei beni di 198.769.890 euro, un plus valore complessivo di 44.782.000 euro. Plus valore significa che è un valore aggiunto che discende da questo accordo a beneficio del privato e in parte a beneficio anche del pubblico, ovviamente, valore aggiunto rispetto a quanto già oggi previsto dal vecchio piano regolatore. Quindi valore che deriva dall'incremento delle volumetrie dalle attuali 60.000 cubi edificabili già oggi da subito e nel passare ai famosi 240.000 metri cubi. Io voglio ricordare il documento che i 4 candidati sindaco hanno sottoscritto a fine maggio di quest'anno, un documento proposto da Lega Ambiente affinché vi siano degli impegni concreti da parte dei candidati appunto a favore della legalità, della trasparenza e per contenere un rischio che è un rischio non solo di causa ma un rischio di tutto il territorio dove vi è un'intensa attività economica legata all'edilizia e all'urbanistica, il rischio di infiltrazioni mafiose. Voglio leggere soprattutto l'ultimo punto, trasparenza negli investimenti urbanistici. Qui si dice che al fine di scongiurare infiltrazioni di capitali provenienti dal ciclo dell'illegalità si impegna il sindaco firmatario, candidato sindaco, si impegna ad attivare tutte le forme opportune e consentite per conoscere gli investitori e promotori di operazioni urbanistiche, ovvero composizioni societarie, composizioni di organismi dirigenti delle società, bilanci, precedenti operazioni effettuate e rispetto ai termini di eventuali accordi pubblico-privato, come questo è il caso, il candidato si impegna a considerare l'assegnazione di un mandato per una valutazione da parte di terzi degli stessi accordi. Guarda caso qui si parla di un incarico assegnato a terzi, quindi a figure esterne all'amministrazione, figure diverse dalla stessa partner privato, per verificare appunto la congruenza di questi accordi. Allora chiedo al sindaco Striboli, visto che questa sera ci invita a innovare questo accordo, a prorogarne la scadenza di un anno, se ha mantenuto fede all'impegno che egli si è assunto nel firmare questo documento, ossia se ha effettivamente svolto, e chiedo di presentarci eventualmente i risultati, ha effettivamente svolto questa attività di conoscenza e di verso per capire se l'investitore, il promotore di questa operazione, cioè la Carlo Investimenti, è effettivamente un soggetto affidabile sotto il profilo della trasparenza. Oltre che affidabile dal punto di vista economico, e questa affidabilità era già chiamata in causa il capogruppo Mignolo, anche io aggiungo la sua affidabilità dal punto di vista della effettiva
immunità rispetto a rischi collegati alla presenza, all'utilizzo di capitali, come si legge qui in questo testo, provenienti dal ciclo dell'illegalità. E quindi chiedo al Sindaco se ha svolto questa attività di indagine. Poi, questa sera si motiva questa proroga di un anno, leggendo il testo della delibera, in base a quanto ha detto il Sindaco, in base a quanto è stato detto anche in Commissione, si dice che risulta necessaria. Si dice che c'è stato uno scambio di corrispondenza tra l'amministrazione e la Cava Investimenti. L'amministrazione da un lato ha segnalato alla Cava Investimenti l'opportunità di proporre alcuni approfondimenti alla luce delle mutate situazioni economiche generali, in particolare auspicando una decisione della volumetria prevista. E a questa nota 13 ottobre risponde il 10 novembre la ditta Cava Investimenti dichiarando la disponibilità, l'adesione alla richiesta formulata dall'amministrazione comunale e però chiedendo anche che venga prorogato di un anno l'accordo. Allora io dico, se l'obiettivo dell'amministrazione è quello di rivedere le volumetrie previste, di riconsiderare quanto già oggi c'è scritto in questo accordo per favorire dei cambiamenti, a vantaggio ad esempio, qui si dice, di una destinazione alberghiera che è ritenuta strategica per lo sviluppo turistico economico della nostra località. Quindi delle modifiche sostanziali, non delle modifiche, a quanto si capisce, delle modifiche così leggere. Allora, però questo contraddice il fatto che si chiede di rinnovare un accordo che è rimasto tale quale, se non la modifica non c'è in scadenza. Allora, se si vuole fare delle modifiche, ritengo che non sia sbagliato rinnovare l'accordo così come sta, identico all'accordo approvato nel 2007, salvo la data di scadenza. Prima si concordano le modifiche, poi si viene in Consiglio Comunale chiedendo l'approvazione del nuovo accordo, perché altrimenti la cosa non sta in piedi. Poi, altro ragionamento che propongo al Consiglio. Abbiamo, nel punto precedente, è stata approvata la delibera che approva le linee guida per gli accordi di pianificazione, che è proprio quello di cui stiamo parlando. Allora, e dal punto di vista procedimentale si dice che questi accordi di pianificazione vanno promossi attraverso delle procedure a evidenza pubblica, cioè l'amministrazione pubblica degli avvisi e invita tutti i soggetti privati interessati a fare delle proposte. Il vantaggio di questa procedura è che l'amministrazione non si trova ad avere a che fare solo con una proposta, col primo che arriva e quindi l'amministrazione si deve accontentare di quello che viene, dell'unica magari proposta che arriva, ma si trova a fare un confronto tra diversi scenari e si trova nelle condizioni di scegliere poi la soluzione migliore, sempre nell'interesse della collettività, nell'interesse della città. Allora, a questo punto, perché non ricondurre a questo percorso, a questo procedimento, anche l'accordo di pianificazione di cui si propone questa sera il rinnovo, la proroga di un anno? Perché non riportare sulla via maestra, che è quella individuata dalle linee guida, che è quella di fatto seguita da tutte le amministrazioni comunali del Veneto, ma non solo, che si trovano quindi a promuovere accordi ai sensi dell'articolo 6 della nuova legge urbanistica regionale, perché non riconvertire questo accordo ereditato dal passato a questa nuova procedura? Perché se così si fa, allora magari si potrebbe scoprire che esistono altri modi per realizzare
terme, più modi diversi, più soluzioni diverse per realizzare le terme a Caorle. Magari si scopre che esistono più soluzioni diverse per realizzare 8 metri cubi di edilizia convenzionata, magari con una minore volumetria complessiva, magari quindi con un minore impatto sul nostro territorio e con maggiori benefici per la nostra città. Perché di fatto anche noi siamo d'accordo che a Caorle si debba promuovere l'offerta, come arricchimento dell'offerta turistica, la proposta termale. Siamo anche noi d'accordo, e lo diciamo da sempre, che a Caorle esiste un'emergenza abitativa per cui occorre promuovere l'edilizia convenzionata. Però se la contropartita è una speculazione edilizia enorme, spropositata, la peggiore speculazione è che Caorle capoluogo, si trova a dover sopportare nella sua storia, allora diciamo che dobbiamo tutti impegnarci per trovare delle strade alternative. E quella del confronto concorrenziale tra più soggetti che possono mettere, ripeto ancora una volta, offrire proposte diverse per ottenere i medesimi obiettivi a minor impatto territoriale urbanistico, questo penso che sia una prospettiva da perseguire e su cui chiediamo impegno. In un momento mi fermo qui. Ci sono altri interventi? Sì. Lascio la parola al sindaco. Allora, parto dall'intervento del capogruppo Mignollo. Cita un articolo di giornale del 13 settembre e si lamenta perché a seguito di quell'articolo ha chiesto al sindaco di dare chiarimenti e il sindaco ha risposto nei 30 giorni previsti dal rito. Non è la prima volta che mi fate questa censura. È la legge italiana che prevede che la risposta va data entro 30 giorni con la risposta scritta. Poi, per quanto riguarda l'interpellanza parlamentare degli onorevoli del PD, francamente non entro nel merito, arriva all'indomani di un articolo sul giornale provocato evidentemente da qualcuno, non certo del sindaco o della squadra di maggioranza, ma comunque in Parlamento manderemo gli atti di questo Consiglio Comunale sicuro risposta, a dare conforto al Ministero degli Interni di avere con precisazione e con completezza il contenuto della discussione. Non siamo noi che abbiamo lanciato sui giornali allarmi di mafia e di camorra, perché è partito dall'opposizione del 2013, del 14, del 15, del 16, non da noi certamente. Non siamo noi che facciamo danno al turismo vendendo Caorle e Capogrugnolo come un paese di mafiosi e di camorristi. Poi viene portata oggi all'attenzione del Consiglio Comunale la delibera, perché è in scadenza termine. La mia scala il 20 novembre, se non approviamo entro il 20 di novembre, incorriamo in una causa del esercimento urbani che poi vi spiego per l'ennesima volta, perché ormai credo di averlo spiegato 10 volte in Consiglio Comunale. Non ci sono progetti, ammesso che non abbiamo fatto noi la delibera del Consiglio Comunale 3 del 2007 che ha approvato il percorso procedimentale, non ci sono progetti, questo è vero, ci sono delle norme, ci sono delle coperture, ci sono delle destinazioni urbanistiche e il Consiglio Comunale poi del 2008 ha approvato anche le norme e le schede tecniche, ma non ci sono progetti. Poi quello schedino che fa riferimento a lei è quello schedino giuridicamente si chiama norma contrattuale inserita in un contratto a valore giuridicamente vincolante. Ne parliamo dopo. Vi chiedo però, se abbiamo capito cosa siamo chiamati a votare oggi, perché oggi non si vota un progetto perché il progetto non c'è. Votiamo una proroga perché un altro, lo dico dopo, le motivazioni per l'ennesima volta, siamo obbligati a farlo. E votiamo una proroga perché non solo è il comune obbligato ad averla perché ancora non ha recepito nel piano degli interventi, ma è richiesta addirittura in questo caso dal privato perché ha aderito a una richiesta del sindaco di revisionare la copertura
ridimensionare la volumetria e della volumetria esistente la parte residenziale probabilmente allocarla alla ricettività alberghiera. Questo siamo chiamati a votare, anch'io come voi potete votare contro a una proroga che è finalizzata a ridimensionare la copertura e a modificare il senso alberghiero della destinazione urbanistica. Veramente non lo so, sono veramente stupito che voterete contro. Faccio un breve passaggio anche all'intervento del capogruppo Fauno relativamente al documento sottoscritto durante la campagna elettorale. Sì, quel documento l'ho sottoscritto anch'io, ricordo la dinamica e mi sono impegnato a rivedere se convenzionalmente si può rivedere quell'accordo. L'ho detto in tutte le sedi, lo ripeterò sempre, lo dirò anche in questo Consiglio Comunale. C'è un articolo 3 bis del quale dopo parleremo, che obbliga il Comune a fare certe cose, che a voi piaccia o non piaccia, è un accordo approvato dall'amministrazione Sarto nel 2007. Può piacere e può non piacere, ma giuridicamente vincolante. Io mi sono impegnato a chiedere al privato se è disposto a una revisione della volumetria e a un cambio della destinazione d'uso in favore del ricettivo alberghiero. Preso atto che non posso imporlo, né io né nessun altro che fosse regolare di questo territorio seguito nelle elezioni. L'ho richiesto, il privato mi ha detto sì, sediamoci al tavolo, ma è un po' lunga la storia. Chiediamo che noi la proroga che tu comune e io, ma che ci associamo alla cosa. E voi lo tenete conto. Non è possibile, capogruppo Favaro, dire non proroghiamo l'accordo, lasciamo scadere il termine del 20 novembre e poi troveremo un nuovo accordo e andremo avanti con quello. No, non si può fare, 20 novembre, termine perentorio, c'è scritto nella legge del commissario che è perentorio. Oltre il quale, se non è già intervenuto un accordo in modifica, il privato tutta la legittimità e tutti i diritti fa causa al comune di Caore, delle cifre che vedremo dopo. Sulla delibera di cui è il punto precedente, oggi questa amministrazione, questo Consiglio Comunale introduce una serie di parametri delle linee guida finalizzate a dare un orientamento agli uffici per determinare la perequazione urbanistica, cioè quel calcolo che permette di dire quanto è il beneficio pubblico che il privato deve corrispondere nelle varie forme al Comune di Caore in cambio di un aumento della copertura, in cambio della destinazione di tutto. Ma non si può chiedere che i criteri adottati in una delibera che viene approvata oggi, tempus regit actum, ragazzi. Oggi si approva una cosa da oggi in poi, non da oggi indietro. Non è possibile che una norma del Comune di Caore, non è una norma, una delibera del Comune di Caore vada ad incidere su un accordo del 2007 consolidato, approvato e pure convenzionato, cioè c'è un contratto che di volta in volta è stato stipulato e che prevede certi obblighi a carico del Comune di Caore che non è ancora inadempiente ad oggi. Io non entro nel merito delle scelte di un'amministrazione dove non c'ero. L'amministrazione del 2007 ha dato un certo concetto di interpretazione di perequazione urbanistica che non è proprio, c'era che non è proprio, tant'è che oggi la squadra di maggioranza ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale e ha approvato criteri completamente diversi da quelli. Questo vuol dire che questo vada a incidere su un accordo che è già convenzionato. Quindi serve anche io di replicarli per quello che Innanzitutto, Sindaco, lei non ha risposto alla mia prima domanda. Non mi ha detto se ha svolto quell'attività per la quale si è impegnato firmando un documento sulla legalità proposto dall'Ambiente, quell'attività finalizzata a scongiurare le infiltrazioni di capitali provenienti dal ciclo dell'illegalità, l'attività relativa alla conoscenza degli investitori e promotori di operazioni urbanistiche, ovvero composizioni societarie, composizioni di organismi dirigenti delle società, bilanci precedenti operazioni effettuate e nel caso di accordi pubblico-privati, e siamo in questo caso, lei Sindaco si è assunto l'impegno a considerare l'assegnazione di un mandato per una valutazione da parte di terzi degli stessi accordi. Lei dice che questo rinnovo, questa proroga, è finalizzata a una riduzione delle volumetrie ed è finalizzata a ottenere da parte del privato
auspicabilmente, una riconversione della destinazione ricettiva alberghiera di una parte delle volumetrie. Allora, questi sono gli auspici, ma noi una delibera, la delibera di oggi, siamo chiamati a votare l'accordo allegato, l'accordo a rinnovare l'accordo del 2007, salvo la modifica della sua data di scadenza, con tutti i contenuti di quell'accordo originario del 2007. Quindi non può mistificare dicendo che stiamo rinnovando quell'accordo allo scopo di ridurre le volumetrie, allo scopo di modificare le destinazioni a vantaggio della destinazione ricettiva alberghiera. Perché allora io dico, prima si fanno le modifiche, poi si arriva a chiedere al Consiglio Comunale l'approvazione dell'accordo. Non si può approvare un accordo vecchio e quindi per il fatto stesso che voi chiedete che sia modificato, voi stessi giudicate che quei contenuti siano impropri, siano fuori tempo, siano anacronistici. L'ha detto bene il capogruppo Miollo, il mondo è cambiato, siamo a 10 anni di distanza, Calve non sa cosa farsene di 1000 appartamenti turistici, Calve non sa cosa farsene di 8000 metri quadri di superficie da destinare ad attività commerciali. Ma noi questo oggi siamo chiamati a rivotare, a rinnovare quel tipo di accordo per ottenere auspicabilmente, ma non si può, voglio dire, chiedere al Consiglio il voto su basi così fumose e vaghe. Al Consiglio si chiede il voto su atti, su parole scritte nero su bianco. Grazie. Altri interventi? Risponde il Sindaco. Allora, partiamo dal 2007, visto che mi pare che il capogruppo Fauno ancora non ha capito cosa siamo chiamati a votare. L'articolo 3 bis della Convenzione del 2007, approvata con la delibera del Consiglio Comunale numero 3 di quell'anno, che è stato richiamato dalla delibera di oggi, ha previsto un termine precedentemente indicato entro il quale il Comune doveva fare qualcosa. Quel qualcosa dava indicazioni, impegni, obblighi giuridicamente vincolanti al Comune di Calve per due cose. La prima è quella di inserire quell'accordo di pianificazione dentro il piano di assetto del territorio. Non è stato fatto nel 2007, nel 2008, nel 2009, nel 2010, 11, 12, tant'è che i consigli comunali quegli anni hanno prorogato il termine. Il primo obbligo assunto dal Comune di Caule di recepirlo nel piano di assetto del territorio è stato soddisfatto e veduto quando sono andato in provincia a firmare l'approvazione del fatto l'11 novembre del 2013. Ma rimaneva e rimane ancora oggi un altro obbligo per il Comune di Caule, ma non lo dico io, lo dice l'articolo 3 bis, di rendere efficaci ed esecutive quelle norme. Efficacia esecutiva è tradotto in urbanistica e in diritto amministrativo, significa inserirle nel piano degli interventi con apposita variante. Quello che non abbiamo ancora fatto, motivo per il quale non possiamo andare oltre il termine del 20 novembre, perché se no siamo inadempienti a un obbligo contrattuale, perché tutte quelle delibere del Consiglio Comunale si trasformano poi in atti convenzionati. Credo che ne sia la fede Paolo, perché queste cose le sa, le ho dette in ogni Consiglio Comunale, ma non le cita mai, si indica sempre quel contenuto. Ma c'è un altro motivo per quale lei non la fede. Quando dice che diceva nei vari consigli, oggi mi sfugge se l'ha ribadito oggi, ma insomma è un argomento che lei proprio, che se il Comune vuole, può modificare il contratto. Mi inchino alla sua competenza giuridica, devo dire la verità. Veramente mi inchino, perché pure dal giudice più incapace, che possiamo avere nella magistratura italiana, avrei mai sentito dire un'affermazione di questo tipo. Un contratto è modificabile solo in via bilaterale o plurilaterale, quando c'è un accordo di modifica.
Se unilateralmente si modifica un contratto, ci va a determinare un adempimento che sia grave determina il risarcimento del danno. Ma anche questo mi pare che finta di non saperlo. C'è un terzo motivo per il quale lei non ha fede. Allora, questo accordo di pianificazione debba essere recepito nel piano degli interventi, sta scritto in un parere che lei insomma prima ci ha detto non è rilevante, adesso non ricordo bene le parole, comunque non è sufficiente molto probabilmente. Parere reso dal segretario comunale qui presente e del dirigente di urbanistica presente. 3 righe, sì, ma quando la questione è chiara non serve più per un trattato di diritto. Quando la questione è chiara e motivata bastano 3 righe. Ed il parere reso proprio sulla base dell'articolo 3 bis che è stato interpretato ormai da tutti e tutti convergono verso una linea che non è la sua. Si ritiene che si possa profilare un'inadempienza contrattuale, dice quel parere, nel momento in cui non si recepisce nel piano degli interventi, non si proroga per termine, non si è in grado di adempiere a quanto convenzionato nel 2006. Non sono parole mie, il parere è reso in data 14 aprile 2014, protocollo numero 12.366 dal segretario comunale del dirigente dell'urbanistica. Questo parere conferma il parere che era stato reso per le vie brevi verbalmente nel Consiglio Comunale, tanto incriminato, del 23 dicembre 2013 al punto 9 dell'ordine del giorno. Il parere era stato reso verbalmente e poi è stato anche consolidato in un atto. Del resto, se andiamo a leggere la delibera del commissario straordinario, dottoressa Blum, il 17 novembre del 2015, con la delibera del Consiglio Comunale, in esercizio della funzione del Consiglio numero 48, anch'essa prorogato l'accordo di pianificazione. Vi leggo la motivazione, in modo che rimanga traccia verbale. Nel corso della proroga accordata con la precedente delibera, parliamo della proroga precedente, il Comune di Caule non ha ancora posto in essere i procedimenti finalizzati all'approvazione di una variante al piano degli interventi, lo dice il commissario. Condizione essenziale, dice il commissario, non eventuale come sostenete voi, condizione essenziale per concretizzare la trasformazione urbanistica prevista nell'ambito. Cos'è questo se non è il riconoscimento di un obbligo, di un dovere? Ma io mi chiedo, ma se il commissario decide di prorogare con questa motivazione, il commissario che è un viceprefetto oltretutto, no? Ufficiale di governo, ma se avesse ritenuto inadeguato il parere di Nobile di Furlaneto, ma siamo proprio convinti che avrebbe lei stessa chiesto un parere esterno a un luminare di diritto amministrativo urbanistico per corroborarlo, che evidentemente li ha ritenuti adeguati. C'è un quarto motivo per cui lei non ha fede a farlo. Oggi non approviamo un progetto, questo l'abbiamo capito. L'abbiamo detto anche in commissione scorso giorno, giovedì. Nel momento in cui la Tavola Investimenti ha protocollato il 31 maggio del 2016 una richiesta di questo tenore, chiedo che sia recepito nel piano degli interventi l'accordo procedimentale approvato e convenzionato. Cosa si capisce? Che nessuno ha chiesto da parte privata la modifica di quell'accordo. Se avessero chiesto una modifica, certo avrebbe ragione lei. Se il privato proponeva una modifica, il Comune di Caule entrava nel pieno possesso della legittimazione a non approvare, perché va a snaturare un accordo. Come non possiamo modificarlo noi, amministrazione comunale, così non lo può modificare il privato. Il privato non ha fatto questa scelta. I progetti che voi vedete non sono progetti agli atti del Comune di Caule, sono stati pubblicati su un sito internet. Ma questo non ha valore di richiesta al protocollo del Comune di Caule. Allora, nel momento in cui il privato fa una richiesta dove chiede di recepire un accordo, per la prima volta chiede di recepire quell'accordo, perché negli altri casi si è andati avanti con la richiesta di proroghe, e poi a maggio, col termine che scade a novembre, il privato chiede di recepire l'accordo. L'articolo 3 bis obbliga come di Caule ad approvare la variante.
pena, danni, risarcimento, risoluzione contrattuale. Ciononostante, proprio in omaggio a quel documento che lei mi ricorda di aver sottoscritto in campagna elettorale, non ha valore giuridico, ha valore politico. Io ho fatto quello che ho firmato. Le leggo perché lei ha letto solo alcune righe della mia lettera. La leggo tutta. In relazione alla richiesta venuta in data 31 maggio 2016, protocollo numero 17.965, con la quale codesta ditta ha richiesto il recepimento all'interno del piano degli interventi i contenuti dell'accordo di pianificazione a suo tempo approvato, questa amministrazione comunale ritiene opportuno proporre alcuni approfondimenti. Più precisamente, anche alla luce della mutata situazione economica generale, si auspicherebbe una revisione della volumetria prevista e un incremento di quella a destinazione ricettiva alberghiera. Infatti la realizzazione di strutture alberghiere, oltre che in linea con i principi ispiratori del PAP, vedasi ad esempio articolo 12 delle norme di attuazione, sarebbe coerente anche con l'orientamento di questa amministrazione comunale, che considera le destinazioni alberghiere strategiche per lo sviluppo turistico, economico e sociale della città. Pare di averlo fatto? Non posso imporlo, ma lo chiedo. Se il privato mi risponde di no, oggi avremo approvato la variante piano degli interventi, prima della scadenza del termine del 30 novembre per non essere inadempienti. Ma il privato ha accolto la richiesta del sindaco. Io ho fatto con una nota del 10 novembre 2016, protocollo numero 35.309, il congresso nati che lei ha perché li ha chiesti, di cui vi do lettura. Qualcuno della minoranza ha fatto la richiesta di avere copie di questi. È irrilevante comunque, è stato chiesto dalla minoranza. In riferimento alla vostra comunicazione, protocollo numero 31.933 del 13 ottobre 2016, questa è la risposta della Camera di Investimento alla mia lettera, con la quale è stata proposta una revisione della volumetria prevista nell'accordo del programma, incrementando la volumetria da destinare anche al ricettivo alberghiero, con la presenza della ditta Camera Investimenti SRL è disponibile in linea di massima a valutare le richieste espresse dall'amministrazione comunale che dovranno essere concordate con i necessari incontri per definire le caratteristiche e le eventuali modalità esecutive. Pertanto, ai fini di avere i tempi necessari per tale definizione, la presente si chiede una proroga di un anno per l'accordo del programma in essere. Allora abbiamo due motivazioni che ci spingono verso una proroga del termine di scadenza del 20 novembre. Poi avremmo potuto prorogare per 3 anni. Sì, certo, avremmo potuto prorogare per 3 anni, anzi io avrei prorogato per 3 anni. Di nuovo devono tornare di nuovo il consiglio comunale, ormai sono 4 consigli, 5, 10, 15, sempre la stessa identica storia. Ma purtroppo, devo dire, purtroppo il privato ha chiesto la proroga di un anno, se avesse chiesto 3 anni l'avrei data, perché così avrebbe messo il comune in condizioni di poter interloquire, vista la disponibilità manifestata, per una revisione della volumetria che volete anche voi, non solo noi. E poi probabilmente dovranno anche i cittadini di Camera, non lo so. La prima motivazione è che dobbiamo provare il termine dello spiegato dall'articolo 3 cose in comune. La seconda motivazione è che c'è una trattativa ufficiale resa corrispondenza, un impegno da parte del pubblico e privato a sedersi a tavolino per vedere se si può e in quali condizioni ridimensionare la copertura di 241.000, non 240.000 metri cubi che sono stati dati nel 2007, anche a fronte di una possibile diversa valutazione della destinazione urbanistica, ossia che una parte magari della residenziale possa incrementare il dimensionamento del ricettivo alberghiero, o che magari ci sia un maggiore ricettivo alberghiero, perché è previsto un ricettivo alberghiero a supporto dell'attività termale. Io però ripeto, oggi non stiamo votando una proroga solo del 3 bis sul quale volete votare contro, votiamo contro, votate contro, non è un problema. Oggi stiamo votando una proroga, e quantomeno un invito al voto di astensione, quantomeno, di quel termine, perché il pubblico e il privato si vogliono sedere a tavolino per ridimensionare la copertura, cosa che avete chiesto e volete anche voi, e per dare una diversa definizione della copertura esistente. Io non capisco perché votate contro, voi la verità, con tutti gli sforzi che sempre non ci arrivo per dirlo, non ci arrivo. Altri interventi? No.
solo per dichiarazione di voto. Capogruppo Favaro. Dichiarazione di voto. Verifico che il sindaco, nonostante abbia avuto tre occasioni per rispondermi, in tutte e tre le occasioni ha evitato accuratamente di rispondere alla prima domanda che ho posto. Allora, io sarò in cattiva fede. Prego. Sindaco. Allora lei mi chiede se il Comune col Sindaco ha fatto tutta una serie di verifiche in materia di antiriciclaggio e di accesso ai dati sensibili di un soggetto presso gli istituti di credito. Non entra nei poteri né del Sindaco né del Consiglio Comunale, rendono i poteri della Procura e gli organi relativi alle indagini giudiziarie di natura fiscale, rendono i poteri della Commissione di Mafia, lei tanto cara, ma non entrano certamente nei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco, dell'assessore, cui francamente non sono dati i quali possono accedere. Le normali verifiche che vengono fatte agli uffici, che sono le stesse tipiche degli appalti pubblici, sono quelle che normalmente si fanno, ma sono state fatte nel tempo, non lo so, sono state fatte adesso, almeno non c'è. Nel momento in cui il soggetto dovesse mutare si vanno a fare le verifiche nuove, nel momento in cui si hanno elementi nuovi si vanno a verifiche nuove. Se c'è un recupero credito del Comune di Caule per omesso pagamento di imposte e di tributi, questa procedura non rileva i fini di non prorogare un termine su un accordo attualmente valido e giuridicamente vincolante. Sono due posizioni distinte. Se il Comune di Caule avanza soldi dalla causa di investimento non ha il recupero del credito, ma questo non vuol dire che si può sospendere in un termine o farne in meno un termine, non prorogare un termine che si è obbligati a farlo. Conclude la dichiarazione di voto o... Sì, allora il sindaco non avrebbe dovuto firmare questo accordo perché si è assunto degli impegni che la normativa ha un documento di Lega Ambiente, perché si è assunto degli impegni che adesso lei rinnega, motivabili dal punto di vista giuridico. Ma io contesto questa sua motivazione perché certo lei dice io non ho il potere per farlo, però lei si è impegnato a farlo. Questo significa che dal momento in cui lei è sottoscritto, non quando cambia il contraente, non quando si presentano delle modifiche, ma dal momento in cui lei è sottoscritto, lei si è fatto garante nei confronti dei cittadini di Caule del fatto che chi stipula accordi di pianificazione o comunque chi fa investimenti urbanistici nel territorio di Caule, lei si è impegnato a sottoporre casi X questo interlocutore privato, perché questa è una garanzia ulteriore rispetto a quanto è già previsto dalle norme. È un di più che il sindaco di Caule dovrebbe svolgere rispetto a quanto già le norme lo obbligano a fare. Quindi lei apprendiamo questa sera che lei rinnega un impegno che ha assunto pubblicamente durante la campagna elettorale. Dichiarazione di voto? Per dichiarazione di voto, io non ho mai detto che il Comune se vuole può, ho sempre detto però che il Comune farebbe bene a fare tutti gli approfondimenti, anche per il fatto che si rifiuta di fare gli approfondimenti sui rischi ventilati, paventati dal punto di vista del primo rischio di causa per danni. Bene, anche su questa mancata verifica non vedo perché il Comune non si debba cautelare dal suo punto di vista. Visto che si rifiuta di fare questa verifica e visto che comunque noi giudichiamo i contenuti di questo accordo dannosi per Caule, finché si dica ma lo stiamo rinnovando per migliorarlo, che prima si migliora e poi si approva un accordo. Si può approvare un accordo vecchio, sbagliato, e lo avete ammesso anche voi indirettamente, implicitamente, un accordo vecchio con la previsione di modificarlo, ma noi siamo arrivati, è un assurdo politico, è un assurdo amministrativo. Si vuole fare la dichiarazione di voto per cortesia? Esprimeremo voto contrario, ovviamente. Capogruppo Miollo? Grazie Presidente. Sì, su questo devo dire che non è che si siano aggiunti elementi di ulteriore chiarezza sulla questione, perché ci viene detto che da un lato ci si espone ad
eventuale causa in forza dell'articolo 3 bis. Io non sono certamente un tecnico, per carità, però l'articolo 3 bis conclude con queste parole: l'eventuale mancato rispetto del termine previsto non comporterà alcuna responsabilità per danni o quant'altro. Allora, io per carità non metto in dubbio le capacità assolutamente dei tecnici comunali che stimo moltissimo, però ci sono, laddove leggo queste cose, per quanto abbiamo ascoltato oggi, e anche laddove leggo che la delibera che andiamo a trovare oggi utilizza questo termine auspicando una revisione della volumetria prevista. Certo, ho capito il senso, che il senso è quello che appunto si vorrebbe auspicare tutto questo. Io credo che assumersi la responsabilità di dare voto favorevole non possiamo prendercela, proprio perché mancano ancora sufficienti elementi di garanzia di chiarezza per poter sostenere questa delibera, quindi voteremo contro. Lascio la parola al sindaco. Dico l'intervento del capogruppo Fabio. Lei ha detto che io mi rifiuto di fare questa verifica, allora non mi metta in bocca parole che non ho detto. Io ho detto che giuridicamente non posso fare quelle verifiche, questa è un'altra storia. Se lei potesse fare le verifiche, le farebbe. Sì, penso probabilmente sì, probabilmente anche noi, ma noi non possiamo fare quelle verifiche. Quel tipo di verifica è sottratta agli uffici comunali, è sottratta al sindaco. Non possiamo fare verifiche ingerendoci in attività che sono proprie della magistratura, in sede di un'azione penale, in sede di un accertamento tributario, non lo possiamo fare noi. Io credo che quelle verifiche siano state fatte, francamente, però non certamente da noi, perché non lo possiamo fare. Allora, il capogruppo Miolo, lei legge un articolo su una frasetta, ma non l'ha inserito nel contesto di quella norma, delle teoriche che lo hanno modificato nel tempo, dovrebbe rileggersi le 7 libri per vedere che in realtà quell'inciso non rileva come lo propone lei. Troppo facile, arcatamente, adesso alla fine per via il dialogo andiamo avanti con loro, se volete glielo spiego, ma non è come dice lei. Bene, mettiamo in voto la proposta di deliberazione. Voti favorevoli? Voti contrari? 4, astenuti 0. Il Consiglio approva. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? 12. Voti contrari? Sempre 4. Astenuti 0. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Ultimo punto all'ordine del giorno. Mozione consigliare per sollecitare il governo italiano ad attivarsi per rendere operativa la Carta di Genova. Lascio la parola al consigliere proponente Rosanna Torre. Grazie. Buonasera a tutti. Do lettura alla mozione in quanto detto delle considerazioni. Consiglio presentato il 26 settembre 2016. Il Consiglio Comunale, premesso che lo scorso 12 settembre è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Vigino Roberto Totti, dalla Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia la Carta di Genova, dichiara lo stato di emergenza del fenomeno di immigrazione e non riconosce le quote e le modalità di assegnazione dei migranti da parte del governo. Il documento siglato e inviato al Premier Matteo Renzi, al Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, propone una serie di azioni al fine di arginare e disciplinare il fenomeno migratorio divenuto ormai insostenibile, che interessa il mar Mediterraneo e di conseguenza le regioni italiane. La proposta dei 3 governatori Governo centrale è costituita da 9 punti programmatici: dichiarare lo stato di emergenza, bloccare i flussi dell'immigrazione e della partenza, promuovere accordi bilaterali con i paesi di origine,
L'intervento della UE per predisporre piani di miglioramento nei paesi di origine degli immigrati economici, istituire nuovi centri di identificazione ed espulsione, applicazione di soluzioni ad hoc per le regioni di confine, ripristinare il sistema relativo all'immigrazione regolare, rivedere nuove dotazioni finanziarie in materia di sanità internazionale. Considerato che il fenomeno dell'immigrazione sta assumendo non solo in Italia, ma a livello europeo e mondiale proporzioni incontenibili e necessita di misure e soluzioni immediate da parte di tutte le istituzioni italiane e internazionali, tutto ciò premesso. Il Consiglio Comunale di Calo esprime il pieno appoggio all'iniziativa della Carta di Genova, auspica che anche tutti gli altri comuni manifestino il medesimo sostegno alla citata proposta. L'iter del governo italiano ad un confronto costruttivo anche con le regioni e comuni volto a risolvere il problema dell'immigrazione attraverso azioni immediate e concrete, affrontando in maniera organica i diversi problemi in ottica e collaborazione tra le istituzioni. Mette all'ordine del giorno della conferenza delle regioni la Carta di Genova affinché venga recepita come posizione unanime e condivisa. Faccio un breve un confronto costruttivo, quello che chiedo è un confronto costruttivo da parte del governo con le regioni e i comuni, volto a risolvere il problema dell'immigrazione attraverso azioni immediate e concrete, affrontando in maniera organica i diversi problemi in ottica di collaborazione tra le istituzioni, oltre che mettere all'ordine del giorno della conferenza delle regioni la Carta di Genova, finché venga recepita con posizione unanime e condivisa. Sono queste le richieste contenute nella mozione che ho ritenuto di presentare e che sottopongo quindi all'attenzione del Consiglio Comunale al fine di sostenere la Carta di Genova, scritta dai presidenti del Veneto Luca Zaia, della Lombardia Roberto Maroni e della Liguria Luca Bastotti, nella quale, come ho potuto leggere, si dichiara lo stato di emergenza per il fenomeno di immigrazione e non si riconoscono le quote e le modalità di assegnazione dei migranti da parte del governo. Sono ben consapevole che la questione è di carattere nazionale e quindi va vista in questa ottica. Ma ritengo che essendo poi comunque coinvolti anche i comuni, oltre che le regioni, rispetto al modo di affrontarla, seppure sempre necessario che anche gli stessi amministratori, e quindi in questo caso gli amministratori di cause, sia di maggioranza che di opposizione, riflettano su questa rilevante emergenza. Interessa il nostro Paese e sulle ricadute che poi inevitabilmente ci sono nel nostro territorio. Quindi nel specificato della mozione, la proposta dei 3 presidenti regionali avanzata dal governo è costituita dai 9 punti programmatici che ho letto e che se necessario poi sono approfonditi già dalla Carta di Genova. La Carta di Genova dà al governo un contributo concreto e istituzionale, non è una cosa ideologica, attraverso azioni che vengono applicate in tutti i paesi europei, mentre l'Italia invece è l'obiettivo principale dei balconi, proprio per la politica sbagliata delle porte aperte indiscriminatamente. Sono 9 punti che possono realizzare ed hanno già dimostrato di funzionare quando il ministro dell'Interno Maroni era Maroni ed era scoppiato con le primavere arabe. La soluzione quindi che viene ribadita nella Carta di Genova è aiutarli a casa loro, con i campi di prima accoglienza sulle coste dell'Africa e garantire corridoi umanitari solo a chi effettivamente ha titolo, perché 2 su 3 non sono profughi. Ci sono già molti nostri cittadini immigrati regolari e purtroppo fanno anche fatica al sbarcare lunario, quindi dobbiamo pensare prima di tutti a loro. Lo scopo quindi della mia iniziativa è quello di far rilevare attraverso la proposta di questa mozione quanto il fenomeno dell'immigrazione stia assumendo proporzioni incontenibili sia in Italia che all'estero, tale quindi la necessità di soluzioni immediate, concrete e programmatiche da parte di tutte le istituzioni. Cambia è un comune dove il problema dell'immigrazione forse non sta ancora raggiunto coinvolti e a livelli preoccupanti. Però ciò non toglie che quanto evidenziato dai 3 presidenti regionali non debba essere oggetto di un'analisi e di una discussione, anche ai fini preventivi. E credo che sarebbe opportuno che anche il nostro comune esprima l'appoggio a quanto contenuto nel documento, voluto soprattutto dal nostro presidente della regione Luca Zaia.
È anche vero, peraltro, che come ho avuto modo di evidenziare con la mia interrogazione precedente, che secondo la Questura di Venezia anche cause dovrebbero arrivare. Il sindaco poi mi ha rassicurata, quindi mi auspico che tale così sia avvenga. La mia non è e non vuole quindi essere un'iniziativa assolutamente contraria al fenomeno dell'immigrazione, ma lo scopo di dar forza alla presa posizione dei tre presidenti principali del Nord che hanno sottoposto al governo Renzi. Quindi, in questi giorni il presidente della nostra regione Luca Zaia e il vicepresidente Gianluca Porpolin hanno ribadito di essere molto preoccupati, considerando che il Veneto ha già 517.000 immigrati regolari. Due massimi esponenti responsabili del nostro governo e della nostra regione hanno pure affermato che il Veneto crede nell'immigrazione, ma un elemento fondamentale è aiutare chi scappa dalla guerra, che sia una persona per bene rispetto alle nostre leggi. Se non è così, devono tornare a casa, cosa che il governo non contempla invece. L'11% della popolazione in Veneto è costituita da immigrati integrati. Oggi ormai diciamo che la misura è forma, basta quindi le porte aperte a tutti, serve una roadmap per far fronte a un'immigrazione ormai senza controllo. Penso che oggi la giornata sia stata abbastanza pesante, quindi mi fermo e mi auguro che ci possa essere una discussione serena e senza preconcetti. Grazie. Altri interventi? Capogruppo Massaro. Signor Presidente, l'intervento vale anche per la dichiarazione di voto. Alcuni anni il nostro territorio si confronta in maniera sempre più crescente con il fenomeno relativo all'arrivo di un numero rilevante di persone di altri paesi che richiedono protezione. Non sempre queste persone fuggono dalla povertà cronica, dalle violenze, dalle persecuzioni, dalle guerre, dalle violazioni dei diritti umani, ma in ogni caso il problema è da tempo diventato strutturale. Dal punto di vista umanitario è desiderio di ognuno di noi che le cause profonde che costringono queste persone a lasciare il proprio paese possano e debbano essere rimosse. Dal punto di vista istituzionale è nostro dovere porre in essere tutte quelle misure che siano idonee, per quanto possibile, a limitare gli impatti che il fenomeno produce sulla comunità che li accoglie, soprattutto di fronte a eventuali sovradimensionati rispetto alla popolazione residente, garantendo nel frattempo forme di accoglienza che siano dignitose e degne di una paese civile. Quale sistema di gestione della politica dell'immigrazione è inadeguato, anche tenuto conto della mancanza di una risposta politica forte da parte dell'Unione Europea nel suo insieme. La maggior parte delle persone che sono state accolte in Italia rientrano nel circuito straordinario a diretta gestione delle prefetture e quindi si tratta di accoglienze emergenziali, in molti casi non concordate con i sindaci, che danno spesso luogo a concentrazioni eccessive, soprattutto sui territori di comuni di piccole dimensioni, che possono diventare insostenibili anche in territori di più ampie dimensioni, ovvero in territorio come quello del comune di Chiauro, che hanno grande vocazione turistica. Il caso opposto nel 2015 del comune di Echea è sicuramente di insegnamento. Queste scelte non condivise dai sindaci, da un lato danno luogo a forti tensioni sul territorio e dall'altro danno luogo a inevitabili situazioni di disagio a carico degli enti locali. La forma di accoglienza è lo SRAP, ossia il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, che però vede coinvolti un bassissimo numero di comuni. In questa cornice la Carta di Genova, ribadendo la necessità di trattare il fenomeno come emergenziale, toccando i flussi alla potenza, promuovendo accordi bilaterali per il rimpatrio con i paesi di origine, stimolando l'Unione Europea ad una seria politica sull'immigrazione e confermando il reato di immigrazione clandestina, si propone come un incisivo e serio monito al governo italiano di provvedere in merito. Per questi motivi la maggioranza darà voto favorevole all'approvazione della mozione. Dichiarazione di voto, altri interventi, prego, consigliere Rebecca. Visto il problema del grado di immigrazione, non mi sembra si dovia con
considerato che voterà contro e voterà a favore. Ok. Capogruppo Miolo. Grazie. Sì, voterò sicuramente a favore di questa iniziativa che trovo estremamente opportuna e tempestiva per quello che stiamo assistendo e quello che stiamo convivendo tutti i giorni, quindi voterò a favore. E ringrazio la maggioranza per aver colto il senso pieno di questa iniziativa. Grazie, capogruppo Fabro. Prego. Completare la dichiarazione di voto già espressa dal consigliere Emanuele Dalla Bella. Noi esprimeremo un voto contrario, in quanto non perché noi ci riteniamo soddisfatti rispetto alle attuali modalità di gestione del fenomeno migratorio da parte del governo italiano. Riteniamo che l'attuale sistema presenti numerose criticità, altro non tutte riconducibili la cui responsabilità non è tolto riconducibile al governo italiano, che sappiamo che l'Italia deve sottostare alle regole europee. Mi riferisco alla Convenzione di Dublino in particolar modo, Convenzione di Dublino che risale a qualche anno fa e, se non vado errato, all'epoca l'Italia aderì a questa convenzione e al governo c'era un governo di centrodestra, c'era un governo con presidente del Consiglio Berlusconi. Certo, adesso è a cui partecipava anche la Lega, tra l'altro. Adesso, questo per dire che messe in questi termini, cioè nei termini proposti dalla mozione dell'ordine del giorno presentato, ci pare che la connotazione di questa iniziativa sia una connotazione squisitamente politica e pensiamo invece che il Consiglio Comunale farebbe bene ad interrogarsi come causa possa contribuire la propria parte in un sistema di ospitalità che per quanto insufficiente, che per quanto inefficiente, e su questo siamo tutti d'accordo, presto o tardi chiamerà in causa anche il nostro territorio, perché non possiamo scaricare i problemi agli altri comuni, non possiamo dichiararci, dissociarci, chiamarci fuori semplicemente perché siamo in una località turistica. Ricordo che il comune di Cona, un comune molto piccolo, in questo momento si trova a dover gestire, non lui, ma si trova a dover portare di fatto sul territorio un gran numero di immigrati concentrati in una vecchia caserma militare. E la prefettura sollecita tutti i comuni, 44 comuni della provincia, per dire che insomma, si creano le condizioni per una distribuzione un po' più equa in rapporto al numero di residenti di questa presenza di immigrati. A noi piace affrontare il problema ragionando seriamente per quanto possibile, ma partendo da alcune parole da mancare, parole che si chiamano solidarietà, parole che hanno a che fare con la responsabilità e parole che hanno a che fare anche con la sostenibilità, perché non pensiamo, nessuno di noi è convinto, pensa che l'ospitalità che l'Italia offre a queste persone debba essere illimitata e incondizionata, perché questo non sarebbe sostenibile, sarebbe insopportabile per la popolazione. Noi stessi, certo, nel migliore dei modi possibili sarebbe quello di creare le condizioni perché queste persone rimangano a casa propria. Però sappiamo che invece il mondo occidentale, la parte ricca del nostro pianeta, non sta lavorando in questa direzione, la cooperazione internazionale che andava molto di moda negli anni 70, oggi invece non viene più promossa come a quei tempi. Evidentemente sono stati fatti molti errori anche a quell'epoca, perché se si trovano questi paesi in condizioni di mancato sviluppo e di estrema povertà, vuol dire che la cooperazione internazionale evidentemente ha fatto acqua, non ha funzionato. C'è anche da dire però che c'è un concorso, secondo noi, un concorso da parte o per omissioni o per azioni
sbagliate e compiute un concorso che chiama in causa il mondo occidentale e su cui quindi e per questo motivo dobbiamo tutti sentirci anche responsabili di dare una risposta a queste persone. Per questo motivo noi esprimeremo un voto contrario. Lei esprimerà un voto contrario. Abbiamo espresso voto favorevole. Ok, vuole replicare? Prego. Volevo solo precisare, perché quando così ha detto che in quanto il consigliere Favola di fatto in caso, che il sindaco si è già espresso in merito alla mia interrogazione precedente, il tipo di udienza che tende a fare a causa. Volevo solo dire questo. Magari si è già libera. Grazie. Iniziamo i voti della mozione, voti favorevoli? Contrari 1, astenuti 0, quindi la mozione viene accolta, approvata. Esaurito immediatamente l'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie.